arriva da una vita intera così dolce, nera, nera, nera che picchia forte, che butta giù le porte, nulla legua che fa baciare, 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 nera di mala sorte che ammazza e passa oltre, nera come la sfortuna che si fa la tana dove non c'è luna, luna, nera di falde amare che passano le bare, ma la moglie di Anselmo non lo deve sapere, che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento. Acqua che non si aspetta, altro che benedetta, acqua che porta male, sale dalle scale, sale senza sale, sale, acqua che spacca il monte, che affonda terra e ponte, le legua della manca, la manca, la manca. Ma la moglie di Anselmo sta sognando del mare, quando ingorga gli anfratti si ritira e risale, e il lenzuolo si gonfia sul cavo dell'onda, e la lotta si fa scivolosa e profonda. Acqua di spilli fitti, dal cielo e dai soffitti, acqua per fotografie, per cercare complici da maledire, acqua che stringe i fianchi, tonnara di passanti, canti da oltre nel muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita, come fa quell'amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi. Erika Boschiero, Dolce Nera, so che vi piace tanto questa cantautrice e anche la fisarmonica, che è uno dei strumenti più belli che ci siano, proprio di una dolcezza unica, per far capire l'importanza di ascoltare le parole. Avete sentito queste parole di questa canzone che fanno capire la diversità dolce nera, perché anche il nero può essere dolce, qualcuno magari lo vede in maniera diversa ultimamente, ma forse, come ho detto anche ieri mattina, l'altro giorno, perché io vivo in mezzo alla gente, non so qualcuno di voi se vive solo in casa, cioè se mangiamo la frutta e la verdura è merito di queste persone che raccolgono, se troviamo i prezzi che troviamo è per lo sfruttamento che c'è di queste persone. Allora vogliamo capire dove vogliamo andare, che direzione vogliamo prendere. Ne parleremo questa mattina con due ospiti graditissimi. Abbiamo in presenza Mauro Visentin, segretario generale della Camera del Lavoro di Treviso, CGIL. Grazie Visentin di essere qui. E abbiamo collegato anche da Montegrotto Termini il sindaco Riccardo Mortandello, secondo mandato centro-sinistra. Grazie anche a lei, sindaco, di essere qui. Perché sono un po' in stato confusionale, spiegatemi voi che forse siete più addetti ai lavori. Cioè bisogna che ogni volta casca il morto per capire che forse c'è qualcosa che non va, cioè deve arrivare un braccio a casa e un morto per capire che forse c'è il caporalato e che si deve intervenire, perché qua tutti vedevano e nessuno parlava, ma parliamo di profondo nord, perché prima profondo sud, ma adesso siamo anche profondo nord. Cosa sta succedendo? Io lo chiederei prima di tutto a Mauro Visentin, segretario CGIL. Prego, segretario. La degenerazione del mondo del lavoro, soprattutto di quello più sfruttato, quello dove si fatica, dove molto spesso i lavoratori sono quelli più ricattabili perché sono condizionati da quando gli va bene, da un rapporto di lavoro
spesso a termine, spesso precario, ma soprattutto legato a quell'obbrobrio che è la legge Bossi-Fini, che determina che se vuoi il permesso di soggiorno devi avere un lavoro, che in termini non sarebbe un errore, ma se io devo considerare la mia permanenza in Italia attraverso un qualsiasi lavoro pagato in maniera anche indecente, attraverso lo sfruttamento, attraverso la prevaricazione, allora questo non è più, come dire, una scelta corretta, è una scelta di mediazione e di calmierazione del lavoro, ma è una scelta di importare lavoratori che devono essere disposti a tutto per poter rimanere qua, e questi lavoratori molto spesso sono lavoratori o persone che hanno attraversato il deserto, che hanno subito le pene dell'inferno per arrivare nel nostro paese, e dopo per introdursi e per poter vivere in maniera dignitosa o quasi dignitosa, perché dopo alla fine si viene trattati come un attrezzo. Quando si rompe un attrezzo lo si prende, lo si butta in parte e si va a comprarne un altro, e quando succedono queste cose e non ci si indigna e si pensa che questo sia normale, a questo punto vuol dire che molto probabilmente la soglia dell'umanità è stata superata in caduta da molto tempo. Sentiamo come commenta il sindaco Riccardo Montanello. Sindaco, come commenta le parole del segretario Mauro Visentin? Ma io concordo pienamente, evidenziando anche un'altra analisi, che spesso parliamo di caporalato solo nei mesi estivi. In realtà il caporalato è un fenomeno che è diffuso in maniera capillare in tutta Italia, non solo nei mesi estivi, e che appunto si fa scudo di questi immigrati che vengono sfruttati. Quindi si tratta di sfruttamento dei lavoratori, che spesso ha anche delle definizioni poco chiare, nel senso che noi siamo abituati ai fenomeni di caporalato estremi, quando muore qualcuno, ma in realtà lo sfruttamento dei lavoratori è cosa diffusa anche in altri ambiti, meno chiacchierati e meno visti. Quello che fa un po' paura, ho letto i dati di Open Police, è che negli ultimi anni si sono ridotti le azioni di controllo e anche di punizione rispetto a chi fa caporalato, e quindi è un fenomeno che è sempre più in crescita, spesso nella sordità e nella cecità degli italiani stessi. Quindi è un fenomeno veramente preoccupante, di cui se ne parla sempre troppo poco e di cui se ne parla solo quando muore qualcuno. In realtà gli sfruttati sono tantissimi in tutti i mesi dell'anno. Grazie anche al sindaco Mortandello per essere molto chiaro. Il problema, a mio avviso, segretario Visentin, è che c'è poca trasparenza nella comunicazione. Nel senso, io cerco anche di far vedere la realtà e poi ognuno la analizza e fa le proprie riflessioni, però ne parlo, facciamo vedere le immagini con i telegiornali, ma a livello nazionale non è che ci sia tutta questa informazione su come vengono trattate queste persone, da dove vengono, perché lavorano in quell'azienda, chi è responsabile nel momento che qualcuno si fa male. E soprattutto vorrei capire, siccome io sto cercando di capire, non so voi a casa, ma a me interessa molto capire cos'è il cartellino giallo, cartellino rosso se uno cerca lavoro, Visentin, perché non riesco a capire. Allora, io ad esempio, io ho bisogno di 2 persone che lavorino, che raccolgono. Cosa devo fare per avere queste 2 persone? E se mi arriva uno col cartellino giallo, mi dico cartellino giallo e cartellino rosso, che differenza c'è? Ce lo spiega, così riusciamo un po' a capire come funziona anche per queste persone, perché sono uomini, donne, anche minori. Prego. Ma, di fatto sono delle pseudo segnalazioni che si portano dietro quelle figure che magari hanno già in qualche maniera rifiutato un altro lavoro, un altro tipo di impiego, e che vengono come dire, avviate al lavoro attraverso i centri per l'impiego. Il tema vero non è l'individuazione dei cartellini, che è, come dire, non tutti siamo fatti per un lavoro o per un altro tipo di lavoro, eccetera. È ovvio che non possiamo, soprattutto chi ha bisogno di lavorare, non può
essere schizzinoso, ecco, Sì. diciamo così. Deve lavorare. Deve lavorare, però è anche vero che magari per alcune mansioni o per alcuni tipi di impiego uno non è adatto, uno non ce la fa, per cui può anche dire guarda, sta roba proprio non riesco. Se io dovessi andare a fare ad esempio il lavoro che si fa dentro un ospedale, personalmente io avrei problemi e chissà quanti altri come il sottoscritto, e pertanto, come dire, non sempre e non in maniera automatica si possono classificare le figure, le persone, eccetera. Io credo invece che proprio sulla questione della trasparenza e dell'informazione si stia raccontando una storia del mondo del lavoro idilliaca che non ha assolutamente come dire, rispondenza con la realtà. Sì, è vero, sono aumentati gli occupati in questo paese, ma il lavoro povero è più che raddoppiato e pertanto il rischio è che si lavori tanto e non si riesca ad arrivare alla fine del mese comunque. Allora mi chiedo, è lavoro o è sfruttamento? E se dobbiamo fare le classifiche, possiamo fare le classifiche solo su quanti lavoratori sono occupati, anche se dentro al calderone conto quelli che sono occupati un'ora alla settimana e li conto come uno che è occupato tutti i giorni del mese? E se faccio questo e alla fine il prodotto interno lordo non aumenta, stiamo creando lavoro serio o stiamo facendo soltanto fumo, polvere? Questo è quello che ci si domanda. Se io dovessi partire dagli stipendi dei lavoratori, io dovrei dire che, e devo dirlo, e lo diciamo da un po', che non si sono fatti passi in avanti, anzi che negli ultimi 3-4 anni, con l'aumento dell'inflazione, la perdita di potere d'acquisto, per cui la perdita dei salari, è stata enorme e sta mettendo in difficoltà moltissime famiglie, moltissimi lavoratrici e lavoratori, soprattutto magari i nuclei monoparentali, magari con figli a carico, eccetera. Allora, rispetto a questo, io credo vada fatta una riflessione importante su che tipo di società stiamo costruendo, perché il rischio è che si arrivi a una società di poveri, sempre più massiccia, con pochi ricchi che determinano le scelte e decidono anche se puoi avere il cartellino giallo o il cartellino rosso o se sei libero. Allora, segretario, però è anche vero che questi stipendi non aumentano da tanti anni, sono fermi da tantissimi anni e noi abbiamo avuto governi anche di centrosinistra che però non hanno fatto questo. Voi sindacati avete sempre cercato, perché siete voi che vi sedete al tavolo delle trattative, di sicuro non i lavoratori che voi rappresentate, però non siete stati minimamente ascoltati, anzi delle volte vi hanno messo in forte difficoltà perché i temi erano veramente potenti ed erano la dignità della persona che lavora. Come mai il sindacato non è ascoltato? Forse perché non avete più i numeri di una volta, forse perché le persone non scendono più in piazza come una volta, perché noi abbiamo visto con i trattori, quando il governo ha visto il numero di trattori che stavano scendendo nelle piazze, ha fatto marcia indietro, perché alla politica servono i numeri. Quando vede tanti numeri la politica prende paura, quando vede che c'è uno spiraglio va da un'altra parte. Cosa intende fare il sindacato, segretario, in questo contesto? Ma guardi, noi abbiamo combattuto e lo stiamo facendo, tra l'altro abbiamo appena presentato le firme che hanno superato il 1 milione per 4 referendum proprio legati al lavoro, e i primi 2 referendum sono legati al tema dell'ex articolo 18, se qualcuno si ricorda, ovvero sia della possibilità data ai datori di lavoro, modificando quella legge, di licenziare un dipendente anche se in maniera ingiusta. Già quando uno viene licenziato ingiustamente, la parola dovrebbe già indirizzarci in una direzione e dirci: ma scusa, se è ingiusto perché lo hai licenziato? Prima domanda. E questo articolo dello Statuto dei lavoratori, che arriva dai primi anni 70
e che assieme a tutta un'altra serie di norme sulla stabilizzazione del lavoro e del lavoratore ha fatto sì che crescesse il paese, che crescessero come dire, i diritti dei lavoratori e che crescessero anche i salari attraverso la contrattazione, attraverso altre conquiste, non solo salariali ma anche normative, l'orario di lavoro, la salute e la sicurezza, la salubrità dei luoghi di lavoro piuttosto che come dire, l'orario e l'organizzazione del lavoro. Questo non è più successo da quando si è cominciato a demolire, introducendo ulteriori modalità di assunzione, la maggior parte in maniera precaria, aumentando la precarizzazione, i contratti a termine, i contratti a chiamata, i contratti a progetto, i contratti a... ce ne sono una infinità, che sostanzialmente non rendono più possibile una visuale per chi lavora di tranquillità e di prospettiva. Non sanno più se domani, il mese prossimo, la settimana prossima, l'anno prossimo saranno ancora in quel posto di lavoro e pertanto diventa più difficile unire i lavoratori e portarli in piazza come quelli dei trattori per dire manca il contratto, c'è un contratto da rinnovare. E i mancati rinnovi dei contratti, che non dipendono dal sindacato ma dipendono dalle parti che si siedono al tavolo, e se dall'altra parte non c'è nessuna volontà di rinnovare il contratto, o come dire, lo scontro, fra virgolette lo scontro, il confronto passa attraverso anche la misura della forza, per cui devi avere le persone che ti sostengono, ma le persone non possono essere ricattabili, perché se io sciopero e ho il contratto a tempo determinato, domani magari non mi rinnovano più il contratto. Se io invece sciopero per il rinnovo del contratto e il contratto a tempo indeterminato, se sono stato assunto prima del 2015 ho l'articolo 18 che mi difende, se sono stato assunto dopo il 2015, dopo il marzo del 2015, posso essere licenziato comunque. Questo è l'inghippo e da qua è partita, come dire, l'attacco ai diritti dei lavoratori, che non sono diritti come dire, del tutto ideali e astratti, ma si tratta dopo alla fine di busta paga, di orario del lavoro, di modalità di lavoro, di salubrità, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo Rinaldo da Venezia, poi andiamo dal sindaco Mortandello. Vai Rinaldo, veloce. Ciao Mirella, Ciao. e buongiorno ai tuoi ospiti. I diritti dei lavoratori li ha smontati tutti quanti, ormai non gli interessa più nessuno, è un caos, da solo che da vergognarsi. I nostri politici non hanno tempo di fare queste robe, perché siccome chi cappa troppi soldi, non ha il tempo di mangiarli, no? E ora non si vede niente, va a divertirsi, perché ma le cose si vogliono per un operaio, 1.100 euro, 1.200, lavorando 8 ore al giorno, e ne ha 800 di affitto. Ma siamo io a fare delle robe vergognose. Vado a fare la spesa che non so mai andare, vado adesso con mia moglie. Ho mandato scontrini sui 60 euro, ne lega 9 deriva. Ma non trovo champagne, caviale o bottiglie di vino da dormire a luna. Ma sta IVA alla povera gente, e che cosa ha? Su uno che è un pensionato, ma quanti scegli poi di IVA? E crema ti siamo i butei, al 20% di IVA, e il pan al 7%, sì. Ma a dire che roba sei vergognoso. Io devo mettere a posto queste robe qua, ma i politici non gli interessa niente, e io ho dimostrato a tutti, gli cappa troppi soldi e della povera gente non gli interessa niente. Nel 58, nel 1958 c'era un Muran che lavorava, e sue fabbriche di Muran, che ora aveva tantissimo lavoro, era pieno di fiori da 14 anni, quindi cominciavano a lavorare. A un certo momento, via tutti, gli arrivava i tributari, gli arrivava i sindacati, via tutti, scampa per dare un Serenea, perché del 100 fiori ve ne era 5 sindacati. Adesso le robe era messo a posto, dopo che i discorsi siamo un'altra era, è tutto cambiato. Ma adesso andiamo sempre peggio. I giovani devono pensare che ora, perché cari ragazzi giovani, con tutta la buona volontà che avete, il futuro è il vostro, e ora bisogna che il futuro va bene. Io continuo voi altri, ti capito? Grazie Rinaldo, sei stato chiaro, devo continuare perché sennò non finiamo, ma
le riflessioni sono molto chiare. Sentiamo come risponde il sindaco Riccardo Mortandello anche a quello che ha detto il segretario Mauro Visentin. Ma io faccio una piccola osservazione, nel senso che in una ridefinizione complessiva della società al giorno d'oggi è giusto fare riferimento allo Statuto dei lavoratori dei primi anni 70, però noi abbiamo delle grandi assenze in questo periodo, che si chiama politica e partiti politici. Cos'è che dovremmo impegnarci noi da un punto di vista politico a fare? Ristabilire delle nuove regole, un nuovo patto sociale che vada incontro a ciò che è la necessità e l'esigenza dei lavoratori per avere uno stipendio che possa garantire una vita dignitosa. Questo non lo sta facendo nessuno, quindi ci sono delle grandi assenze, anche perché oggi anche il ruolo del sindacato deve un po' essere ridefinito, perché stiamo assistendo a un sindacato sempre più a tutela dei pensionati. Ovviamente parlo in termini numerici, perché abbiamo una società in forte evoluzione. Io posso dire che negli anni qualcosa si era tentato fare, ad esempio Marco Biagi è stata una persona che aveva tentato un percorso per migliorare lo statuto dei lavoratori, ma purtroppo abbiamo visto che in Italia chi tenta di cambiare le cose fa una brutta fine. Marco Biagi è stato ucciso, quindi noi notiamo delle grandi assenze, soprattutto in termini ideali, politici e partitici, perché oggi non c'è un partito, dico uno, che dica bisogna ridefinire un patto sociale, bisogna ricostruire un nuovo statuto dei lavoratori con lo stesso coraggio e la stessa determinazione che hanno avuto all'epoca Brodolini, Gino Giugni, tutti coloro che sono andati contro negli anni 70 dei poteri consolidati a cui assistiamo ancora oggi, perché questo è il grande tema. Quindi io condivido l'analisi, facendo però una riflessione che la società di oggi non è la società degli anni 70, non è la società degli anni 80 e 90, è una società in evoluzione dove purtroppo stiamo assistendo a una deriva, che ci sono sempre più persone ricche, poche in termini numerici, e c'è una pletora di persone che pur lavorando magari anche con un contratto a tempo indeterminato che non riescono a arrivare a fine mese. Tradotto, c'è una classe media che è stata distrutta da politiche poco lungimiranti e che rischia di bloccare anche l'economia, perché ricordiamoci che è un'economia consumistica e se non c'è chi consuma assistiamo a un blocco totale che poi genera problemi anche a livello sociale, a livello sanitario, a livello di salute pubblica. Quindi il grande tema è verificare chi sono i grandi assenti, che non sono solo i politici, ma soprattutto i partiti, che sono sempre alla ricerca del consenso immediato senza pensare al benessere al medio-lungo termine della società. E qui mettiamo dentro tutti Mortandello, perché questa è la verità. Lei mi spiega, Mortandello, come mai un lavoratore che votava sinistra, centro-sinistra, prima votava Lega, adesso molti votano anche la Meloni. Ecco, un lavoratore come mai vota destra, centrodestra o estrema destra? Cosa è successo secondo lei? Ma è semplicemente successo che c'è qualcuno che con dei messaggi, a volte anche di stampo populista, intercetta delle esigenze della società. Ricordiamoci che lo Statuto dei lavoratori, soprattutto a sinistra, non è passato col consenso di tutta la sinistra. Il Partito Comunista all'epoca si era astenuto sullo Statuto dei lavoratori. Quindi anche oggi assistiamo che i lavoratori sono più attratti dalle sirene di risposte semplici a problemi complessi che non a una elaborazione politica, e dall'elaborazione politica all'elaborazione, diciamo, normativa che li tuteli, perché abbiamo assistito ai lavoratori che hanno votato in massa Movimento 5 Stelle, in massa la Lega di Salvini, in massa Renzi del Partito Democratico. Adesso è il turno della Meloni, ma il 40%, il 35% che prende la Meloni tra qualche anno lo prenderà qualcun altro. Questo per dire che c'è una liquidità anche in termini di consenso elettorale che purtroppo non fa bene. Quindi oggi un lavoratore si sente più tutelato da una destra che sappiamo, basta leggere i libri di storia, nella storia ha difeso sempre tutti, ma non i lavoratori. Abbiamo Sebastiano D'Abano, poi andiamo dal segretario Visentin. Vai Sebastiano.
Buongiorno signor Minella, Buongiorno. lei è il suo ospite. Niente, il problema delle persone che votano mai di destra è perché purtroppo la sinistra è stata quella che ha fatto togliere l'articolo 18. Lei pensi, la sinistra, Renzi ha fatto togliere l'articolo 18 e noi parliamo di sinistra, non è che parliamo di partito di destra. Se lo facevano la destra c'era uno sciopero enorme. L'ha fatto la sinistra, gli ha fatto un regalo alla destra di togliere l'articolo 18 e nessuno ha parlato, perché questi lavoratori non credono più alla sinistra. Ora però, sono in linea con il sindaco di Montegrotto. Io certamente il sindaco non ha colpa, io passo spesso da Montegrotto. Ci sono nelle viari, ci saranno un 6-7 hotel purtroppo falliti e vedi questi grandi scheletri con infissi smontati, tutto che manca tutto. Ora io dico, un turista che arriva a Montegrotto, che arriva ad Abano e vede tutte queste strutture grandi falliti che mancano gli infissi, manca tutto, c'è un degrado. Un turista è normale che cambierà poi posto il prossimo anno, perché se vedo che vado in giro, negozi che fanno orari da signori, che aprono alle 10 di mattina e si chiudono a mezzogiorno, il pomeriggio che aprono alle 4 e si chiudono alle 7:30, hanno orari da signori. Poi arriva il turista, esce dall'hotel e che trova tutto chiuso, hotel falliti, negozi chiusi. Dico, capisco che non è responsabilità del sindaco perché lì sono privati, però se vogliamo veramente il turismo di una volta dobbiamo fare qualcosa per Abano e Montegrotto, perché questo anno proprio abbiamo avuto anche ad Abano un caro che fa paura. Io penso che il sindaco a Montegrotto penso che avrà avuto anche loro un caro di turismo Sebastiano, devo grande. correre, se no Grazie, non ce la buongiorno. faccio. Grazie, è stato molto chiaro. Prima di rispondere a Sebastiano, però sentiamo come commenta il segretario Visentin le parole di Riccardo Mortandello. Che condivido in grandissima parte il ragionamento. Mancano senz'altro i partiti, manca la politica o la politica si è dedicata ad altro rispetto al mondo del lavoro e questo è il risultato. Spesso come dire, gli elettori che vanno rispettati in qualsiasi modalità in cui si esprimono si sono rivolti a chi dà un messaggio che in maniera anche fraudolenta molto spesso è un messaggio di semplificazione rispetto a questioni invece molto complesse e complicate e come dire, dar la colpa agli ultimi piuttosto che prendersi delle responsabilità è molto più facile che risolvere i problemi e allora se il problema è dell'immigrato, se il problema è di chi prende il reddito di cittadinanza, se il problema è di chi non ha il lavoro o ha perso il lavoro eccetera e la società dipende da questi e i problemi della società dipendono da queste situazioni è una semplificazione che non ci porta da nessuna parte, tant'è vero che anche togliendo queste questioni, mettendo le mani, perché questo governo ha tolto il reddito di cittadinanza, ha fatto il blocco terracqueo dei migranti e pertanto non ce ne sono più, non si racconta più che arrivano e che ci invadono, eccetera, gli stipendi non aumentano comunque e per cui probabilmente quella non era la soluzione. Sentiamo come risponde il sindaco Mortandello al nostro Sebastiano. Ecco, io ero rimasta anni fa dove dicevano Abano, Montegrotto, un gioiellino, adesso sento che Sebastiano dice degrado. Qual è la verità? Sta in mezzo? Cosa sta succedendo? Che ci sia una crisi pazzesca, quella è evidente, basta vedere anche a Jesolo il sabato e la domenica, ma durante la settimana, me l'ha detto un albergatore, perciò non è che io dica le cose che sento io, ma ha detto i lavori da mettersi le mani nei capelli. Al massimo fanno 2 giorni, 3 se li fanno, visto che abbiamo tutti questi soldi in tasca che qualcuno dice che stiamo bene, di cosa vi lamentate? Sì, i banchi alimentari sono aumentati in Italia. Prego Mortandello. Allora, la verità è che da qualche mese sono anche presidente dell'Associazione delle città storiche
per cui ho la fortuna di avere una visuale europea. Il nostro bacino termale fattura 340 milioni di euro all'anno. Siamo i primi nel mondo, i secondi in Europa fatturano 34 milioni di euro, esattamente 10 volte meno. Questo per dire che è vero che ci sono dei problemi, però fino a prova contraria siamo ancora il bacino termale d'Europa più importante e che fattura. Siamo anche però il bacino termale che paga meno i lavoratori ed è questo il motivo per cui tanti alberghi non riescono a trovare lavoratori, perché i più bravi quando studiano, quando finiscono gli studi, vanno in Austria, vanno in Svizzera, vanno in Germania, dove hanno una dignità retributiva maggiore rispetto a quella che viene data qui. Il tema degli alberghi dismessi, purtroppo nell'evoluzione dell'economia chi fa impresa se si aggiorna resiste sul mercato, chi non si aggiorna esce dal mercato e abbiamo delle brutture a cui la politica deve dare delle risposte. Non parlo per il comune di Abano perché tra Abano e Montegrotto ci sono oltre 20-25 alberghi dismessi. Parlo per quanto riguarda Montegrotto, noi abbiamo fatto in 8 anni un piano di rigenerazione urbana che ha esulato dalla speculazione edilizia, perché è troppo facile buttare giù un albergo e fare lottizzazioni. Ma abbiamo fatto in un albergo dismesso, l'ex Rio d'Oro, una casa di riposo. Il bagno romano è stato abbattuto e si sta allargando l'hotel Marco Polo che confina. Per cui stiamo facendo tutta una serie di operazioni anche urbanistiche a tutela della natura, vocazione termale del nostro territorio. Ovviamente in alcuni casi stiamo dando anche dei cambi di destinazione. Ad esempio l'ex hotel Antiche Terme in piazza verrà abbattuto per allargare la piazza e per fare un'operazione commerciale e residenziale. Per cui spesso la politica è chiamata anche a delle scelte che all'apparenza sono impopolari, ma che in realtà garantiscono il benessere per il territorio. Quindi voglio rasserenare il concittadino, il cittadino di Abano, che per quanto noi siamo bravi a evidenziare i nostri difetti, dobbiamo in realtà evidenziare le nostre virtù. Ad esempio quella del progetto che sta partendo a Montegrotto del teleriscaldamento. Noi utilizzeremo il calore delle acque che gli alberghi buttano via per riscaldare gli edifici pubblici e per generare delle economie che ci permettono di liberare delle risorse e investirle nel territorio. Quindi che se ne dica, per quanta crisi ci sia, siamo ancora il bacino termale più importante d'Europa, e questo grazie all'imprenditoria, perché ad esempio a differenza di Chianciano, Salsomaggiore, Montecatini, dove le terme sono prettamente a gestione pubblica, lì sono fallite 15-20 anni fa. Noi abbiamo la fortuna di avere dei bravi imprenditori che in molti casi trattano anche bene i lavoratori, e quindi dobbiamo essere a fianco a loro da un punto di vista politico per fare in modo che questo territorio resti il numero 1 per il termalismo in Italia, in Europa e nel mondo. Allora mandiamo Claudio da Marano Vicentino, poi andiamo in pubblicità. Vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Quando si parla di sinistra o destra, non si parla di persone o di un gruppo parlamentare, bensì si parla di una categoria sociale. È chiaro che la categoria sociale dei salariati sono a sinistra, la categoria sociale degli imprenditori e altre cose sono di destra. Allora se io vado a fare una legge di sinistra, faccio una legge di sinistra, se faccio una legge di destra, faccio una legge di destra. Quindi quando è stato fatto la legge Biagi ha praticamente ha tolto quella che è la sicurezza del lavoro, lo ha reso più fluido, ma a favore, no? Dell'operaio che va in banca a chiedere un mutuo per avere la casa. Quando si fanno le leggi per rendere il lavoro a tempo indeterminato, come ha fatto con le legge Biagi, la legge Maroni, la legge Fornero, che hanno lavorato anche sulle pensioni. Per molte classi di età abbiamo rinunciato alla pensione, l'articolo 18, il Job Act, tutte queste leggi che hanno messo il lavoro in una situazione di precariato non ha fatto assolutamente bene. Non le ha fatte la sinistra o la destra, perché la sinistra e la destra appartiene, cioè raffigura
la società, se un gruppo se un partito che prima che si dice di sinistra va a fare leggi di destra, è un nulla. Buona Molto giornata, chiaro, signori. Claudio, devo andare avanti perché devo assolutamente mandare la pubblicità, poi il segretario Mauro Visentin risponderà a Claudio e dopo anche il sindaco Mortandello. Pubblicità. Siamo con Mauro Visentin, segretario generale della CGIL, assieme a Riccardo Mortandello, sindaco di Montegrotto Terme, che risponderanno al nostro Claudio da Marano Vicentino. Allora, cominciamo con Mauro Visentin. Sì, Claudio ha toccato il tema dei temi, il fatto dell'aumento della precarietà attraverso delle norme che in qualche maniera erano state pensate, perché i tecnici che hanno pensato quelle norme non c'è stato solo Biagi, c'è stato anche ci sono stati anche qualche altro, D'Antona piuttosto che altri, che hanno lavorato proprio per aggiornare il mercato del lavoro anche alla società che cambiava, non c'è più la grande fabbrica con migliaia di lavoratori che entrano nello stesso cancello, il lavoro è diffuso eccetera, però il fatto è che ci si è dimenticati di come dire, scambiare la flessibilità con altre situazioni di garanzia per i lavoratori, e li si è lasciati come dire, andare nel precariato più diffuso e più incontrollato. Questo ha depauperato come dire, il potere dei salari, ha depauperato la capacità della contrattazione, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il tema dei temi, Claudio lo ha toccato in maniera precisa. Per rimettere al centro queste questioni bisogna riportare il lavoro al centro e soprattutto la dignità del lavoro al centro. Lo diceva anche il sindaco prima, ci sono imprenditori che ovviamente fanno il suo, sono bravi, stanno dentro le norme, ce ne sono altri che non lo fanno. Se gli ispettori fanno un giro dei posti di lavoro, tornano sempre a casa con diverse segnalazioni dove non ci sono appunto le regole applicate, ma soprattutto, come dire, c'è il fuggi da parte dei giovani. Abbiamo Giacomo da Cavallino Treporti. Ciao Giacomo. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Vorrei fare una riflessione. Ma c'è ancora chi parla, signori? Non mi ascolta? Prego. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Vorrei fare un pensiero, perché mi ho 79 anni. Sì. Ho lavorato all'ospedale al mare del Lido di Venezia, quando comandavano ancora le suore, la religione. Tengo presente che io non sono uno che vado alla messa, però non sono uno che mi scavesse le gambe davanti a Dio sempre, per specificare bene. Praticamente comandava le suore. Mi da operaio tutto funzionava, perché portavamo agli amai delle note dentro, e chiamava subito il dottore e ti vedevi interessamento. E fine anno le suore facevano una pagella ottimo, distinto, mediocre. Adesso che dico dei numeri ai suoi ospiti che cerca di ricordarsi. Che c'era 1200 ammalati, venivano dalla Germania a curarsi, 700 dipendenti, e secondo me, ripeto, da manuale, tutto funzionava. Dopo 4-5 anni la politica manda via le suore e entra la CGIL, ferma tutto, che aveva diritto, c'era solo diritti, sciopero 3-4 giorni a settimana. Mi vergognava a tirare la paga, perché ho fatto solo assunzioni che secondo me non serviva, che da 700 dipendenti siamo arrivati a 1200. Cosa venivo via, che ripeto, mi vergognava a tirare la paga, che c'era 700, 1200 dipendenti, 700 ammalati, da 1200, 700 ammalati. Chi ha fatto il debito pubblico?
la CGIL per il potere politico, mica fatto l'interesse dei lavoratori. Niente, e volevo una bella spiegazione dei due signori. Grazie, buongiorno dell'opportunità. Pronta spiegazione, prego Visentin. Ma la CGIL non fa né leggi e neanche le assunzioni, quelle le fa ovviamente chi ha la responsabilità di amministrare. La CGIL avrà contrattato, dopo non conosco il caso specifico, la CGIL avrà contrattato per migliorare le condizioni dei lavoratori. Dopodiché se parliamo di clientele si apre un capitolo infinito che continua anche con gli appalti dell'altro giorno a Venezia, per cui voglio dire ce n'è per tutti se andiamo a verificare questo. Molte volte, e non lo nascondo, c'è stato anche come dire, un eccesso, ma credo che le responsabilità maggiori del depauperamento del mondo del lavoro non dipenda certo dal sindacato. Siamo tranquillamente tutti convinti, perché io lo dico sempre che se il sindacato non ci fosse non so cosa sarebbe successo e cosa succederebbe. Attenzione a quello che dico, perché avete visto cosa sta succedendo anche con le morti sul lavoro, che poi ne parleremo, visto che i numeri sono numeri e 1 più 1 fa 2, qualcosa non funziona. Allora andiamo a sentire cosa ha detto il grande filosofo Cacciari proprio su questa inchiesta Brugnaro, e poi se la prende anche con una certa sinistra. Andiamo a sentire. Con tutte le assolute presunzioni di innocenza che sempre sono doverose, e ripeto, senza che da parte mia mai vi sia stato il minimo sospetto di comportamenti meno che legittimi sia da parte di Borraso che da parte di Brugnaro, per quello che li ho conosciuti. Premesso questo, è chiaro che un sindaco che ha tanti e così complessi legittimi interessi da tutelare e da difendere si trovi in una situazione molto complessa quando fa il sindaco. Un imprenditore del calibro di Brugnaro non dovrebbe fare il sindaco. Lo pensa, come lo sostengono in realtà in molti dell'opposizione da anni, anche l'ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari, che col primo cittadino ha avuto a che fare in più occasioni, così come con Renato Borraso, che fu presidente del Consiglio Comunale durante la sua legislatura. Uno può fare tutte le blind society di questo mondo, può fare tutto quello che vuole, che rimane un personaggio imprenditoriale importante che ha interessi profondi e del tutto legittimi in ogni settore. Una persona che ha tanti e così diffusi interessi imprenditoriali è bene che non faccia il sindaco. Dopodiché, altra cosa sono le accuse a Borraso, che mi auguro davvero, anche per amicizia e per simpatia con Borraso, che si dimostrino infondate. Poi l'ex sindaco commenta la richiesta di dimissioni a Brugnaro da parte delle opposizioni, a cui in aggiunta lancia un chiaro messaggio. Se non dovesse succedere niente, che cosa dovrebbe accadere? Insomma, perché onestamente, perché dovrebbe dimettersi? Che le opposizioni pensino a questo punto di presentare una squadra, una candidatura decente tra un anno, perché si andrà a votare nel 25. La carriera, politica di Brugnaro è certamente finita, questo non c'è dubbio alcuno, perché sia il primo a saperlo e riconoscerlo. Non solo per questo, ma anche per tutte le stupidaggini che ha fatto, il gruppo di moderati, eccetera, eccetera, no? Quindi è chiaro che ci sono tutte le condizioni per un cambio di guardia al Comune di Venezia, ma dipenderà da come giocano, perché se giocano come le ultime volte, allora sono spacciati. E intanto chiama alla prudenza il presidente di ANCI Veneto, Mario Conte. Credo che la parola d'ordine sia prudenza, nel senso che ci sono delle indagini in corso, è giusto che venga fatta chiarezza, e in questo momento io francamente non ho elementi per poter giudicare la vicenda. Spero che quanto prima venga fatto chiarezza. Se qualcuno ha sbagliato, come sempre è giusto che paghi, se qualcuno non ha sbagliato è giusto che gli venga restituita anche la serenità. Allora, sentiamo come commenta il sindaco Riccardo Mortandello, ecco, queste parole sia di Cacciari che del sindaco Mario Conte. Prego, sindaco. Ma io non condivido fondamentalmente nulla dell'azione
Brugnaro, dell'approccio che ha, però da qui a dire che un imprenditore non si può candidare a sindaco la trovo un po' una forzatura, nel senso che non arriverei a tali dichiarazioni. Condivido il fatto che finché non c'è sentenza siamo tutti innocenti fino a prova contraria, però evidenzio anche che questa che accade soprattutto a Venezia è un po' una situazione ciclica. Ci innamoriamo tanto di un sindaco, di alcuni personaggi, fatto salvo dopo qualche anno vengono in maniera diciamo puntuale distrutti perché non si comportano diciamo bene. Ovviamente qui siamo in attesa del giudizio, perché quello che sta accadendo adesso al centrodestra è accaduto prima al centro-sinistra, sembra un po' un gioco delle parti. Quindi ha ragione Cacciari in alcuni ragionamenti, dove ad esempio la sinistra deve attrezzarsi per portare veramente un'alternativa valida a Brugnaro, altrimenti si resterà schiavi delle logiche non tanto di centrodestra, logiche leghiste e paraleghiste che puntano a preservare il potere nel capoluogo regionale. Quindi io di Cacciari condivido gran parte del ragionamento, fatto salvo il concetto che un imprenditore non può candidarsi e fare politica. Questa è una limitazione della libertà e quando si limita la libertà non va mai bene. Sentiamo il il segretario Visentio, che nomina sindaco adesso, tutti i sindaci. Allora, segretario. Beh, sostanzialmente condivido il ragionamento che faceva adesso il sindaco Mortandello, perché è ovvio che ci sono delle, come dire, delle libertà che non possono essere messe in discussione. Ci sono però delle opportunità. È opportuno che una persona che ha interessi particolari e importanti sia dentro alla gestione dell'amministrazione dove quegli interessi insistono? Ecco, questa è una domanda che forse, come dire, la risposta viene data attraverso i termini inglesi che molto spesso rassicurano, ultimamente non tanto, il blind trust, però dopo viene effettivamente... Spieghiamo anche cosa che vuol dire, perché cioè che sia anche i nostri nonni che poi capire, vedremo. Infatti quando si parla in inglese sembra che tutto funzioni, dopo alla fine non è proprio così. C'era un'altra parola, il Job Act ad esempio, che sembrava funzionasse, invece dopo alla fine non ha dato tutti i frutti che... Beh, il blind trust sostanzialmente è il lasciare la gestione dei propri interessi personali di attività economiche a persone terze che non sono coinvolte e che sono distanti dalla, come dire, dalla figura che è proprietaria di quelle attività, perché quella persona, in questo caso il sindaco, ha una carica pubblica e gestisce il bene pubblico. Questo dovrebbe in qualche maniera garantire una gestione senza interessi e senza mercimoni del sottobanco. Adesso io mi fermo qua perché c'è un'indagine, però sembra che nell'indagine sia contestato proprio che sto sottobanco ci sia stato e ci sia stato in maniera anche importante. Allora, io chiederei anche al sindaco Mortandello, che dice io sono garantista, abbiamo 3 gradi di giudizio. Sì, non mi si fermo, dopo che si va anche a Cassazione, dopo se te soldi te arrivi anche oltre e te cancelli tutto. Ma allora togliamo la magistratura, togliamo le carceri, cioè eliminiamo tutto e siamo più sicuri, perché non è possibile che io veda una persona che è condannata all'ergastolo con una serie di passaggi, dopodiché l'ergastolo non esiste più, non c'è. Cioè noi siamo confusi nel sentire delle volte con delle prove, perché Cristo, se uno vi è messo in carcere, prima che ti mette in carcere, che ne vuole, bisogna che sia delle prove schiaccianti, perché non è che si è messo in domiciliari, è messo in carcere. Perciò anche a quello che ho sentito dal procuratore Cherchi, le cose 1 più 1 fa 2, perciò anche le intercettazioni. Ma perché in politica quasi sempre si difende l'indifendibile? Solo perché è un politico. Allora, se uno è un politico che ha fatto cose che non doveva fare, ne abbiamo anche ministri, mi sembra, anche ancora in carica,
guai a toccarlo. Siamo noi altri, sbagliamo una virgola e viene so, qua maniera, diceva mia nonna, no? Qua maniera ti taglia a testa. Cioè, sindaco, io capisco di essere garantista, ma con garantismo qua diamo la libertà a qualcuno che ha commesso dei gravi reati, magari intestiamo anche qualcosa di importante. Cioè la gente non va più a votare perché è schifata, sindaco, di quello tutto che vede, che sente, questa corruzione che continua. Ogni mattina apriamo il giornale o ci svegliamo con qualcuno che è stato corrotto, e sempre molto spesso a livello politico, e poi qualcuno difende sempre questa persona perché fa parte di partiti importanti. Allora bisogna diventare garantisti, avere i 3 gradi di giudizio. La Cassazione forse proprio mi accorgo che ha sbagliato. No, sindaco, io non ci sto più, è uno schifo totale. Siamo indignati, siamo schifati perché queste persone sono state strapagate per fare il bene della comunità, di noi italiani che ci rimbocchiamo le maniche tutte le mattine, andiamo a lavorare e paghiamo le tasse seriamente. Questa è una che ne pensa e 100 ne fanno. Con calma, l'avallo della politica, perché ha fatto delle leggi anche a persona che possono fare questo. Questa è la verità, questa è la verità. L'industria, di industriali veri, seri, che pagano le tasse in Italia, che investono in Italia e cercano di dare il massimo. Possiamo contarli se arriviamo su una mano, cito uno perché va anche detto, Cucinelli ad esempio, o anche Del Vecchio, se qualcuno che mi dispiace da morire, se è la prima volta che vedo io operai piase quando che muore il Paron, così diceva una volta. Prima volta, perché? Perché investiva sulla persona, sull'operaio, aveva capito l'importanza di questa figura e investiva. E che altri dove sì? 8 yacht, 50 appartamenti, 800 ville, però i soldi per dare all'operaio non gli mai. E ora amico ha detto, vabbè, se forse gli dà anche qualcosa in più a sti anziani, non sarebbe male per fargli aumentare la pensione. Vediamo chi è in linea. Ciao Mirella, sono Nadia. Ciao Nadia. Buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, non so cosa dirti di quello che hai detto. Hai mille verità. Perché questa è la verità. Ormai siamo schifati. Siamo schifati di tutti. Perché non è possibile che ogni mattina ci svegliamo e c'è qualcosa sulla politica. Ma cosa andiamo a votare? Anche adesso che abbiamo votato per l'Europa. Io, guarda, è l'ultima volta che vado a votare. No. Male. No, mai. No. No. Beh, ma cosa ho io in cambio? Cosa ho? Niente. Perché la pensione di mio marito non ci basta. 144 euro di luce e dopo tutto quello che ci va dietro. Sui prodotti 22, sulle medicine l'IVA. Ma com'è possibile? Noi dove la scarichiamo l'IVA? Dove la scarichiamo? Nel water? Grazie Nadia, devo correre perché sono anche io proprio in chiusura. Allora, come sente Nadia, la voce del popolo, una delle voci del popolo, e forse io parlo così perché sono in mezzo al popolo, forse anche troppo, forse sarà meglio che vada a manco perché dopo mi arrabbio talmente tanto che dopo vengo qua e vi racconto tutto quello che sento di questi anziani che dopo lavorare una vita, Mortandello, i via al Banco Solidale a chiedere umilmente un pacchettino di caffè, Mortandello, questi sono i problemi, e anche pagando non trova neanche a casa di riposo perché non c'è casa di riposo, però che abbiamo autostrade a 3 corsie, piste da bob, Mose, Pedemontana, chi ne ha più ne metta, però manca a casa di riposo per quello che ha 90 anni. Prego segretario. Allora, Nadia, bisogna andare a votare. Sì, sempre. Nadia, sì. Beh, ma va poi va, Nadia, adesso sei arrabbiata come a Mirella. Perché se continuiamo anche a non andare a votare, abbiamo già perso in partenza, per cui
quella volta che contiamo proviamo come dire, a contare. Dopodiché spesso è anche difficile capire e scegliere, questo sì, però è anche vero che non tutti sono uguali, che c'è chi si è fatto le leggi ad personam e chi era contrario alle leggi ad personam, e pertanto insomma bisogna saper scegliere, come diceva una vecchia battuta di Paolo Rossi, anche tra Coca-Cola e Pepsi Cola bisogna saper basteria scegliere. chi cambiasse legge elettorale, però segretario sarebbe mia male. E là purtroppo dipende sempre dalla politica. E, per cui insomma io credo che i cittadini devono continuare a essere assidui, a provare a informarsi, a tenersi informati e a chiedere conto, e se dopo le questioni non vengono risolte provare anche a cambiare, come è stato fatto in questi anni, e provare a cambiare. Prima il sindaco diceva che si è passati da un leader a un altro, da un 40% di uno, un 40% di un altro, eccetera, in maniera alternata e in maniera così anche repentina. È vero, vuol dire che c'è una mobilità degli elettori. Io sento una forte mancanza e una grande mancanza invece dei partiti, sento una grande mancanza delle classi dirigenti formate, attente e anche professionali e professioniste, perché alla fine se io devo operarmi, vado da un professionista, se mi si rompe la lavatrice chiamo un tecnico, certo. Non è che ognuno è capace a far tutto, e soprattutto la politica, e soprattutto ad alti livelli, deve avere delle competenze, e quelle competenze devono essere valorizzate. Allora, mi hai fermato, perché sapete che la Mirelli la fermano tutti, perché spero di sentire quello che mi raccontano, ma io lo faccio sentire. Mi ha detto, ma ascolta Mirella, misi prima volta che in busta paga un pensionato, mia moglie, ne si arriva 100 euro a me e 100 euro a mia moglie. Mi non mi era mai arrivati questi soldi qua, 5, 10, che arriva a 20, Maria, Veba, siamo in Cesa. Cioè, adesso mi dice, ma ti dai in drio, ti vado a dargli in drio, ma era aumentata la vita. Mi so intanto che mi arrivai, che se abbiamo trovato 200 euro. Come spieghiamo sta roba? Perché cioè, bisogna anche capire queste robe qua, perché le ha fatte a Meloni, sta roba qua dice sì, che altri non mi ha mai dato 100 euro a testa a mia moglie. Ma non è vero che se questi, e ora qua non lo so, perché bisogna vedere la busta paga, bisogna vedere lo statino per avere ma la che c'è stati aumenti, segretario? C'è stata una rivalutazione delle pensioni, una rivalutazione legata all'andamento dell'inflazione. In tanti casi la rivalutazione non è neanche stata pari all'aumento dell'inflazione, soprattutto a certi livelli di pensione dove non parliamo di pensioni ricche, parliamo di pensioni che sono 3-4 volte il minimo, che vuol dire pensioni di chi ha versato 40 anni ai contributi, certo, sostanzialmente, per cui ha lavorato e ha versato i contributi. Per cui c'è stato un aumento, dopo l'entità e il numero eccetera va visto con... Però questo che lo dice, ecco, povero, vuol dire che io quando si è andato a tirarsi a pensione si è trovato 100 euro io e 100 euro sua moglie, va a spiegare che tutto l'ambare da intanto che ha detto Mirella mi trova questo. Allora sindaco Mortandello, come ci saluta e come commenta? Allora ti saluto dicendoti che la giustizia in Italia non funziona ed è compito della politica riformarla. Però il principio garantista va riservato a tutti, politici e cittadini, perché Mirella, se domani mattina un magistrato ti prende, ti sbatte in carcere con delle accuse che poi si dimostrano essere inesistenti, la tua vita è rovinata. Asedura, asedura dir questo, Mortandello, vai a Casedura, che sarà anche qualche caso, ma ragazzi, giuro. Io conosco persone che sono state incarcerate, sì, soprattutto durante Tangentopoli, ingiustamente, hanno avuto la vita rovinata e nessuno le rimborserà mai del danno che hanno ricevuto. Quindi, se la giustizia in Italia non funziona, è compito della politica riformarla. Ma nessuno ha il coraggio di farlo. Ad esempio, tu hai detto i 3 gradi di giudizio e la Cassazione. Ci sono delle modifiche da fare, la politica deve farla, ma qual è l'interesse della politica con una legge elettorale truffa e fascista italiana? Quella che 6 capi partito decidono chi siede in Parlamento. Esatto. Questo è il vero fascismo. Infatti a Montegrotto si raccoglieranno le firme
per abolire il Rosatellum, che non è stata fatta dalla destra, ma è una legge completamente antidemocratica, per far tornare il proporzionale, perché in Italia anche chi conta l'1% ha il diritto di dire la propria opinione, cosa che oggi non succede. Però bisogna anche stare attenti alle forme di populismo, perché è facile trovare un capro espiatorio, buttarlo in galera e buttare via le chiavi, ma se poi quella persona è innocente non va bene, perché significa che le cose non funzionano. Quindi i poteri dello Stato, in particolar modo il potere politico e il potere giudiziario, devono convivere, devono controllarsi, però la politica ha una responsabilità, quella di definire le regole di gioco, cosa che oggi nessuno vuole definire. Quindi io vi saluto così dicendo: serve più democrazia, serve che anche chi conta l'1% sia rappresentato in Parlamento, e serve ritrovare una dimensione umana, perché altrimenti corriamo il rischio di trovare tanti capri espiatori, ma poi di trovarci anno dopo anno in una situazione peggiore e credere al primo venditore di fumo che arriva, che poi ci lascia nelle peste. In questo frangente, Fratelli d'Italia, tante promesse, ma vedremo fra qualche anno in che situazione ci troveremo. Grazie a Riccardo Mortandello, sindaco di Montegrotto Terme, grazie a Mauro Visentin, segretario generale della CGIL, grazie, pubblicità. Presento altri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza la sindaca di San Biagio di Calalta, Valentina Pillon, primo mandato centrodestra. Buongiorno, grazie di essere qui. Saluto anche Nicola Atalmi, segretario generale Veneto, sindacato dei lavoratori della comunicazione CGIL. Grazie anche a Atalmi di essere qui, perché parleremo proprio di comunicazione. Quanto è importante una trasparenza nella comunicazione. Lei sa, sindaca, e la ringrazio anche di aver partecipato a questo convegno che abbiamo fatto proprio per essere trasparenti su quello che viene deciso anche nel territorio, perché la popolazione deve sapere, deve capire perché si è favorevoli, perché si è contrari, ma quanta trasparenza c'è nella comunicazione, in quanto importante è comunicare al tuo territorio quello che stai facendo e cosa pensano i cittadini che hanno eletto. Prego, Pillon. No, certo, perché la comunicazione oggi non è solo, diciamo così, una sponsorizzazione politica, ma è e deve essere soprattutto un'azione per coinvolgere e informare il territorio. Qualsiasi scelta un'amministrazione può prendere, alle volte anche impopolare, diventa compresa dai propri cittadini se viene spiegata. Non tutti saranno sempre d'accordo, però perlomeno con le adeguate informazioni sui metodi anche che hanno portato a raggiungere quella determinata decisione, gli stessi cittadini possono eventualmente capire come mai la posizione appunto presa dall'amministratore in quel momento è diversa da quella invece che un cittadino comune può invece avere in base delle sue conoscenze. Tantissimi sono i processi amministrativi che si fanno fatica a trasferire a tutti gli stakeholder che sono dopo i portatori di interesse verso la pubblica amministrazione. Però crediamo sia fondamentale che questo scambio di informazioni avvenga in modo costante e costruttivo. Ecco perché io ritengo anche che gli amministratori tutti, i sindaci in primis, debbano essere nel territorio per il territorio, perché anche fare il giro al mercato del paese è un modo per parlare con tutte le persone, tante volte magari le più anziane, che sono quelle che hanno bisogno anche di una parola di conforto, e per soprattutto recepire quelle che sono le problematiche del territorio, perché tante volte noi abbiamo una dimensione alta e quindi facciamo fatica a calarci nella banalità, che però diventa non banale ma diventa importantissima per chi invece ha magari nella propria via il lampione, per esempio, non funzionante, che è la quotidianità, esatto. E allora poi queste piccolezze che si diceva poi diventano grandi temi, ne vanno anche della sicurezza, del sentirsi bene a casa propria, nel vivere in un territorio che ci tuteli, oltre che a tutelare tutto quello che noi definiamo sempre il bene comune. Quindi riuscire a trasferire queste informazioni in modo con una totale trasparenza diventa oggi sempre più importante. Allora, prima di dare la parola a Nicola Atalmi, se non mi cade la linea, sentiamo Roberto da Salzano. Ciao Roberto. Salve, buongiorno. Vorrei fare una domanda ai suoi ospiti e delle considerazioni. Volevo dire che
se noi osserviamo bene la nostra situazione e se leggiamo la Costituzione, noi non siamo in un paese democratico, siamo in un paese capitalista totalmente, ossia chi ha di più continua ad avere di più, chi ha meno continua ad avere meno. Pensavo, io sono sempre sempre votato sinistra, però pensavo che cambiando il governo, visto che siamo in democrazia, cambiasse qualcosa. Io vorrei fare una domanda a tutti e due: come mai, io mi sono informato, nei paesi europei, quelli più benestanti, c'è un reddito di sostegno, lo chiamo così, per tutti quelli che non hanno la possibilità o di lavorare o di trovare lavoro o di avere un'età in cui gli imprenditori non li assumono. Vorrei che vi informaste. Quindi questo governo ha levato una possibilità a quelle persone che poi si troveranno in strada di avere un reddito. Poi volevo dire un'altra cosa: com'è possibile sperare di migliorare quando abbiamo delle persone che guadagnano 500-600 euro al mese? Io faccio del volontariato e trovo delle cose vergognose. Noi abbiamo i politici, i padroni, delle persone che guadagnano tantissimo, poi abbiamo delle persone in cui la vita è così triste che non è meno impensabile. Poi vorrei fare un'altra domanda a voi. Noi abbiamo, e questo l'ho detto ancora, i politici che sia di destra che di sinistra, che non hanno mai parlato dell'evasione fiscale in maniera seria. Noi abbiamo 110 miliardi all'anno che vanno persi da chi non paga le tasse, giusto? Pensate voi quante manovre finanziarie potevamo fare. Questa è una vergogna. Ossia, noi andiamo a speculare sui posti in ospedale, sulle pensioni. Ieri l'altro sentivo un dibattito in cui i nostri giovani andranno in pensione con una pensione da fame. I politici devono fare i politici. Prima ho sentito un sindaco che diceva che anche gli imprenditori possono fare i politici, ma noi abbiamo un settore dell'università che sforna politici. Diciamo che la corruzione è più facile che la faccia uno che è in mezzo alla politica, però ha anche un'imprenditoria, che è quello che ha studiato per la politica. Cioè, si dovrebbe cambiare un po' le cose, ognuno dovrebbe avere il suo compito. Invece abbiamo, e dico io ho 72 anni, abbiamo dei politici che non sanno fare i politici, sanno fare i politici, ma per i loro interessi. Grazie Roberto, se no non riesco a farti rispondere da tutti e due gli ospiti. Comunque sei stato molto chiaro. Prego Nicola Talmi, e grazie di aver accettato l'invito. Prego. Ma grazie a voi. Io rispondo subito prima a te e dopo, forse è meglio che abbasso qua il volume. Prima a te e dopo anche all'ascoltatore. Adesso la comunicazione è importantissima. I sindaci peraltro sono il primo impatto per il cittadino, la prima persona a cui i cittadini si rivolgono, ed è cambiata molto adesso anche la capacità dei sindaci di comunicare anche direttamente, perfino sui social, di essere molto presenti, e io credo che sia giusto che ci sia una comunicazione ovviamente istituzionale, non di propaganda politica, che aiuta i cittadini a essere informati e a poter dialogare e parlare con il comune, col sindaco, che ripeto è il contatto più vicino che hanno. Invece all'ascoltatore, che ha fatto un intervento che condivido molto, devo dire che ha centrato il tema. C'è nel nostro paese, soprattutto tra i giovani, persone che pur lavorando sono in condizioni di povertà, perché ci sono salari troppo bassi, ci sono finti part-time, finte partite IVA, ci sono un sacco di condizioni di estrema precarietà, di persone che guadagnano nemmeno sufficiente per vivere dignitosamente, e questo è un tema. Io ero a favore della reddito di cittadinanza se fosse stata però una politica, diciamo così, attiva, che favoriva l'occupazione e che contrastasse il lavoro nero. Purtroppo nel nostro paese abbiamo visto che il reddito di cittadinanza, tra tante cose positive, ha avuto anche molti utilizzi sbagliati, truffe che coprivano il lavoro nero,
però è come dire che siccome non si riesce a fare i controlli allora si toglie quella norma, ed è assolutamente sbagliato. Io credo che questo tema, utilizzato molto dal governo Meloni come una grande riforma, in realtà ha lasciato molte famiglie nella disperazione, le famiglie che davvero avevano bisogno, intendo. La questione fiscale che ha detto da ultimo è importantissima. Non è vero che non ne parlano tutti, però nel nostro è il solito paese dove, diciamo così, c'è qualcuno che dice siccome le tasse sono troppo alte allora è giusto che qualcuno, chi può, ne paghi meno. Noi nel nostro paese sappiamo che il fisco grava in gran parte sui lavoratori dipendenti e pensionati, perché sono quelli a cui le tasse vengono trattenute alla fonte, quindi non possono tecnicamente evadere le tasse. È vero, sono veri quei numeri, stiamo parlando di 100-120 miliardi di euro di evasione fiscale ogni anno. Pensate quante spesa sociale, quanti interventi sulla sanità potremmo fare con quelle cifre. E purtroppo però questo governo sta andando nella direzione opposta, perché guardate che da quando sono entrati in funzione col governo Meloni, oltre a, come sempre, le varie forme per venire incontro a chi non paga le tasse, quindi la cancellazione delle vecchie cartelle, cose di questo genere, ma soprattutto ricordo che hanno prodotto un sistema di concordato preventivo anche per i contribuenti non proprio quelli, diciamo così, molto corretti con il fisco, e soprattutto la flat tax. Ricordo che questo governo ha introdotto una flat tax per le partite IVA, non quelle rette, non quelle finte, ma quelle insomma che guadagnano fino a 85.000 euro all'anno e che pagano come tasse. Attarmi, la interrompo un secondo perché abbiamo Lino da Mantova, se no mi cade la linea, abbiamo Mantova in linea, vai Lino. Grazie, buongiorno a tutti voi, che lei Mirella. Volevo dire due cose solo. I sindacati parlano tanto ritengo giusto, che la cifra minima dei 9 euro. Giusto, ma perché non vanno là nei campi dove ci sono i pomodori, dove ci sono le vigne qui a nord a controllare? Non li vedo mai andare a controllare. CGIL, mai. E poi dico un'altra cosa, vogliono tutto da questo governo, loro non hanno mai fatto niente. Lo voglio dire, per via delle pensioni, guardi che noi conosco una ventina della CGIL e della CIS, prendono dai 15 ai 20 mila euro di pensione al mese e poi parlano della nostra pensione minima. È una cosa vergognosa. Ecco, non voglio dire altro, ma non parlate di questa qui, Meloni, che fa anche troppo. Guardatevi voi prima cosa avete fatto in passato. Niente, grazie. Scusi, arrivederci. Abbiamo sentito anche la riflessione di Lino, allora sentiamo prima la sindaca Valentina Pillon. Ecco, queste persone molto arrabbiate perché in effetti le pensioni e gli stipendi, indipendentemente dalla destra, ma neppure la sinistra e il centro-sinistra le ha mai toccate. Ecco, oppure anche la legge elettorale, tutti ne parlano ma nessuno la cambia, perché dà la possibilità di rimanere come siamo, questa è la verità. È vero anche giustamente che se tutti pagassero le tasse, e qua lo dico a Talmi, andremmo molto meglio, però anche quando c'erano, e l'ho detto prima anche a Mauro Visentin, segretario generale, se anche i passati governi che li abbiamo cambiati tutti avessero obbligato a fare questo, forse adesso non si continuerebbe a passare il cerino e rimaniamo sempre noi col cerino in mano, con gli stessi stipendi, le stesse pensioni, e i furbi non pagano le tasse perché fanno anche le cose legali e regolari. Prego, sindaca. Allora, il cambiamento fa sempre paura, quindi tra la legge elettorale e tra altre cose se ne parla tanto, ma poi riuscire a mettere un punto fermo e prendere una decisione ancora non ci siamo riusciti. Ma facendo un passo indietro e tornando a quello che era il reddito di cittadinanza, che poi da gennaio 2024 si è passato all'assegno di inclusione, io penso che, come diceva prima anche il sindacalista, che ci sia stato un problema perché la politica, al posto che essere attiva, è stata una politica passiva, e quindi
quindi ha generato moltissime situazioni che poi sono diventati i casi più emblematici, quelli che hanno fatto più notizia, di persone che se ne sono approfittate. Quindi torniamo sempre qui al paradosso: se invece riuscissimo a mettere in atto delle politiche che in un primo momento aiutano chi è in difficoltà, però allo stesso tempo creano un percorso per inserire queste persone nel mondo del lavoro secondo le proprie attitudini, ecco che allora avremmo vinto tutti, perché oggi di lavoratori in tantissimi settori, soprattutto nelle aziende manufatturiere, ce n'è bisogno. È che sono dei lavori che ormai sono quasi passati di moda, se posso dire, nel senso che parlavo con tantissimi imprenditori e proprio chi deve lavorare manualmente oggi preferisce altri tipi di lavoro. Oggi il mondo è cambiato, ci sono tantissime dinamiche, ma parlo anche proprio della mia generazione che cerca dei lavori diversi, mentre invece i miei nonni, noi di famiglia abbiamo un vigneto, quindi anche io sono andata a lavorare la terra, come si suol dire, e capisco quelle che sono state anche le circostanze di un tempo, però probabilmente sono stati degli anni in cui si è andato in una direzione diversa. Sì, però Sindaca, mi scusi, se mangiamo, io lo dico quasi tutte le mattine perché è così, ancora la frutta e la verdura, è perché ci sono queste figure sottopagate che raccolgono i lavori che non vogliamo. Se troviamo i pomodori a 20 centesimi è perché c'è uno sfruttamento di queste persone che lo fanno. Ma allora non le sembra che sia il caso? Io invito tutti i sindaci, e devo dire la verità che soprattutto i sindaci, quelli di ultima generazione, hanno voglia di cambiare, hanno voglia di fare, però la burocrazia, paletti dappertutto, chi ne ha più ne mette, non riusciamo a fare passi avanti. Allora abbiamo continuamente questi lavoratori che nessuno vede, ci doveva cadere il morto per accorgersi che forse il caporalato c'è anche qua, che dobbiamo intervenire, che non è giusto trattare queste persone come le trattiamo e come vivono, perché guardate che è una cosa incredibile, vera. E poi c'è un titolare che deve rispondere, perché se c'è il caporale c'è anche un titolare con nome e cognome, però finché non è successo il morto nessuno vedeva niente. Sa un po' stretto questa. No, ma io abbiamo con Livio lei. da Padova, poi sentiamo. Vai Livio. Mirella, ciao, un saluto alla sindaca e anche ad Atalmi. Dunque, volevo sapere che cosa ne pensa dell'ultimo scandalo qui del Consiglio Comunale di Venezia. Io mi chiedo, tutte queste persone che guadagnano dai 200-300 mila euro all'anno hanno bisogno di proprio come si dice, l'avidità, volere sempre di più, capisce? È proprio una cosa schifosa veramente, e abbiamo avuto questo segnale. Purtroppo non è solo il Consiglio regionale e la giunta regionale o anche i comuni in molti casi sprecano i soldi dei cittadini, cioè tolgono ai cittadini quelli che di più ne hanno bisogno. È una cosa vergognosa e purtroppo questo trend non diminuisce, anzi si scopre sempre delle nuove cose. Nel caso del Consiglio Comunale di Venezia è perché c'è stato questo commercialista che ha parlato, se no la cosa non sarebbe mai venuta fuori e tutte quante queste centinaia di migliaia di euro sarebbero andati in tasca, non so, al sindaco o anche all'assessore Boraso. Ecco, grazie e vi saluto. Grazie Livio, sentiamo come risponde Atalmi. Prego Atalmi, poi sentiamo anche la sindaca Pilon. Anche qui rapidamente 3 risposte. Sindacalisti che prendono 20.000 e 15 anni di pensione non ci sono, non so chi lui conosca, ma non importa. Sulla questione del lavoro nero invece è assolutamente vero, non spetta in realtà al sindacato fare i controlli del lavoro nero, anche perché sappiamo dov'è, perché guardate che lo trovo in agricoltura e in edilizia principalmente, e noi collaboriamo con gli istituti che sono preposti a fare le verifiche, denunciamo tutte le volte che incrociamo false cooperative, situazioni di caporalato, siamo sempre in prima linea a denunciare, insomma anche i casi più recenti che sono stati in Veneto hanno dimostrato che il sindacato è in prima linea. Bisogna rafforzare gli organismi di controllo perché, insomma, diciamocelo,
insomma, unendo le forze troppe diverse che abbiamo di sistemi di controllo di forze dell'ordine, basterebbe controllare a tappeto il territorio e tutto il lavoro nero emergerebbe immediatamente. Invece sulla questione di Venezia ci tengo a dire una cosa: io sono rimasto veramente colpito dal livello anche, direi così, complessivo degli interessi, degli affari del sindaco Brugnaro su Venezia. Ricordo che una trasmissione televisiva, Report, che aveva fatto un servizio su questa vicenda, era stata dileggiata da Brugnaro, e sappiamo che Report non è molto gradita dal governo come trasmissione di inchiesta e di informazioni. In realtà la vicenda che denunciavano è una delle architravi, tra l'altro, delle denunce che stanno attualmente colpendo Venezia. Io sono convinto che un imprenditore possa tranquillamente fare il sindaco, ma se andate a vedere l'elenco delle aziende di Brugnaro che hanno tra l'altro interessi propriamente su Venezia, è chiaro che distinguere gli interessi di Brugnaro dagli interessi della città è piuttosto difficile. Poi nel caso di Boraso, che conosco anche personalmente, insomma, dalle intercettazioni si percepisce, ed è la cosa particolarmente grave, che il sindaco sapeva che Brugnaro chiedeva soldi e gli chiede conto di questa cosa, ma non gli dice: guarda, ho scoperto che chiedi soldi quindi ti caccio. Dice: guarda, ho scoperto che chiedi soldi, stai attento. Cioè che, insomma, anche questa sarebbe bello che Brugnaro ce la spiegasse. E soprattutto io segnalerei anche che nell'inchiesta viene fuori una cosa importante che ci fa ben sperare, che i primi a aver detto di no a certe cose di Boraso sono stati i dirigenti del Comune di Venezia. Quindi molto spesso è importante avere anche quelli che noi chiamiamo burocrati, i dirigenti della pubblica amministrazione, che sono in grado di dire di no al politico. Non è una cosa facile, sapete, da fare, perché magari poi questi ti bloccano la carriera e quant'altro, però questo è stato un segnale che mi fa ben sperare. Spererei tanto che le indagini fossero veloci, non lunghissime come al solito. Poi sul fatto che qualcuno si dimetta ed altri no, ho visto che Boraso, mi pare, ho letto sul giornale stamattina, si è dimesso, Toti non vuole dimettersi, e Brugnaro, secondo me, faccio una previsione abbastanza facile, siccome lui scade tra poco, perché scade l'anno prossimo, io non credo che le forze politiche che stanno sostenendo Brugnaro lo sosterranno ancora a lungo, perché altrimenti pagherebbero con lui lo scotto, diciamo così, di questa vicenda. Una vicenda molto grave, perché Venezia non è una città qualunque, è una città molto delicata e preziosa, e che sia in mano a persone, diciamo così, senza scrupoli, che badano ai loro interessi invece che a la città, è una cosa che è inaccettabile. Allora, sentiamo anche la sindaca Valentina Pilon, quanto è importante avere il controllo della situazione come sindaco per quanto riguarda proprio anche i dirigenti, perché non è cosa semplice, come dice anche Atalmi, saper tutto e controllare tutto, bisogna anche essere all'altezza della situazione. Prego, sindaca. No, è vero. Prima vorrei fare una premessa, visto che oggi è il 32esimo anniversario della strage di Via D'Amelio, e quindi proprio in questa situazione che stiamo leggendo ogni giorno nella stampa vorrei ricordare come Borsellino sia uno dei migliori esempi di uomo dello Stato, con dei principi che devono essere di ispirazione per tutti noi amministratori. Però detto questo, è assolutamente vero quello che lei ha appena ribadito, ovvero quello che è un rapporto di fiducia reciproca con la struttura amministrativa, che ogni giorno trasforma in atti pratici operativi quella che è la visione politica degli amministratori. Ed è bene che ci siano anche dei burocrati rigidi e fermi in quelle che sono le posizioni della legge e dello Stato, e le facciano rispettare con assoluta fermezza. E allo stesso tempo noi amministratori dobbiamo riuscire a intercettare anche quelle che sono le situazioni che magari non sono in un primo momento così limpide. Io devo dire che per quello che è il mio breve e recente percorso sono fortunata, perché mi ritrovo alle spalle con una struttura solida di cui posso fidarmi, con delle persone che sono davvero capaci. Però insomma bisogna sempre stare attenti, perché purtroppo anche gente che ti vuole far del male c'è ogni giorno, e quindi noi dobbiamo sempre difendere l'interesse pubblico. È quello per cui noi siamo stati eletti, e quindi è il motivo principale che ci spinge ad agire quotidianamente per il bene comune. Sentiamo Fabio da Padova, vai Fabio. Ciao Mirella, saluto tutti. Ascolta Mirella, io volevo dirti una cosa, io da anni che segnalo, anche a voi, che l'INPS truffa gli invalidi poveri, e ho 2 fogli
non tanti, che lo provano, che lo certificano, però vedo che nessuno vuole andare avanti su questa cosa qui. Allora, se l'INPS truffa gli invalidi poveri italiani, non mi sembra una cosa da poco, che sia meno importante adesso del sindaco e di questo e di quell'altro. E quindi io sono sempre disponibile a fornirvi questi 2 fogli che dimostrano quello che ti sto dicendo. Sono a disposizione, quando volete io ve li mando questi fogli. Allora, Fabio, io ti ho spiegato che siccome siamo davanti alle telecamere, quello che viene detto deve essere la massima trasparenza. Questi fogli devono essere letti da delle persone competenti. Io non sono in grado di leggere questi fogli. Ma lo dimostrano in maniera lampante. Perché è diverse volte che tu mi chiami e mi dici questo. Io ti ho pregato di rivolgerti a quegli enti proposti che possono leggere queste carte e capire se quello che dice Fabio è giusto o sbagliato, in parte è giusto o in parte è sbagliato. Ma lo capisce chiunque, Mirella. Sentiamo Talmi cosa risponde, perché forse lui ne sa più di me. Dove deve andare Fabio per far capire che secondo lui l'INPS ha fatto questo nei suoi confronti, nei confronti di altri? Prego. Ma molto semplicemente in Procura della Repubblica, cioè se io ho notizia di reato, cioè che l'INPS truffa gli invalidi poveri, a parte che ci sono le associazioni invalidi come l'ANMI e altre che si occupano di questa cosa, è chiaro che non è una questione di cui può occuparsi il sindacato, ma voglio dire, se c'è una notizia di reato, cioè che l'INPS viola delle leggi, e l'INPS non può violare delle leggi, è necessario e indispensabile fare una segnalazione alla Procura della Repubblica, anche autonomamente, senza nemmeno, voglio dire, un particolare sostegno di altri, per cui se questa persona è in possesso di questa dimostrazione, di questa truffa, è assolutamente necessario operare così. Più chiaro di così questa mattina non si può. Fabio proprio a Talmi ha risposto perfetto, puoi farlo in autonomia, perciò non hai bisogno né di avvocati né di nessuno, tu produci queste carte alla procura e poi si vedrà. Sindaca, un'altra cosa importante che io volevo parlare con lei è soprattutto la sicurezza del territorio, perché qui sta passando un messaggio ormai da diverse settimane con questi furti nelle abitazioni, non c'è più orario, siamo in casa, ecco, quando mangiamo alla sera. Quanto importante è la sicurezza del cittadino per un sindaco? Perché poi si rivolge a voi, cioè non è che possa avere altre storie, perché la luce sì, la luce no, le strade sì, le strade no, ma se mi arriva dentro in casa ormai infiscandosene anche di orari che magari sono a pranzo o a cena, la dice lunga in questo. So che anche i carabinieri si stanno muovendo, perché ormai si travestono anche da carabinieri in tutto. Ecco, che messaggio vuole dare? Perché io non sono convinta che dobbiamo avere così tanta paura di uscire, forse ormai abbiamo più paura di rimanere in casa che di uscire. Prego, sindaca. No, è un paradosso, è vero. Beh, la sicurezza nei programmi amministrativi è sicuramente al vertice, perché sentirsi sicuri vuol dire stare bene e vuol dire vivere in una comunità che anche sa tutelarsi. Dico questo perché le nostre forze di polizia sono sempre attive nel territorio per monitorarlo, però c'è questo cambio forse anche di paradigma, perché una volta i furti avvenivano appunto nelle ore serali piuttosto che nella notturne, notte, diciamo. ecco. Invece adesso vediamo che in tutte le ore del giorno e della notte, senza alcun timore, senza alcuna paura, abbiamo queste incursioni. Allora sicuramente da un lato quello che possiamo dire ai cittadini è di riuscire sempre di più a fare quel processo che noi chiamiamo di sicurezza partecipata, attivando il controllo del vicinato e quant'altro. Da parte nostra sicuramente un potenziamento di quelli che sono gli organismi della nostra polizia locale e anche di tutta la strumentazione in essere. Anche noi quest'anno abbiamo in bilancio di stanziare, cioè le abbiamo già stanziate delle risorse ulteriori per potenziare il sistema di videosorveglianza. È che questo qui ormai sembra non essere neanche più un deterrente, nel senso che poi a posteriori chi di dovere compie tutti i processi per arrivare a capire chi è stato, però nel frattempo insomma le abitazioni hanno subito questo shock, che non è tanto uno shock a livello patrimoniale, perché anche questo è un problema, ma è poi quello che a livello emotivo rimane nelle famiglie, ed è la paura di stare a casa propria. È anche un costo economico, sì, perché fanno veramente dei disastri enormi, incredibili. Assolutamente sì, assolutamente. Allora, Talmi, sicurezza invece posti di lavoro. Noi abbiamo anche quest'anno sentito dei numeri che fanno
fanno rabbrividire. Ecco, noi parliamo e sentiamo anche proprio i datori di lavoro, tutti sono in regola, tutti fanno il massimo, però dopo 1 + 1 non fa 2, fa sempre 0 o 1 o 1,5. Cosa sta succedendo? C'è proprio da parte di tutti questi imprenditori la volontà di capire l'importanza della sicurezza nei posti di lavoro, perché è sempre nel posto sbagliato, non doveva essere là, poi vediamo poi che le cose non girano proprio così. Prego, Talmi. Beh, voi avete fatto, Mirella, avete fatto anche un ottimo lavoro su questo tema della sicurezza sul lavoro, perché è un tema veramente importante. Allora, come sempre tu hai 2 tipi di aziende: hai le aziende che rispettano tutte le norme sulla sicurezza, fanno la formazione, danno i dispositivi di protezione, e poi c'è tutto un universo di aziende piccole o medie che invece un po' se ne fregano. Pensate, queste che se ne fregano, oltre a ovviamente mettere a rischio la vita dei loro dipendenti, anche fanno concorrenza sleale nei confronti delle altre aziende, perché non sostengono i costi per la sicurezza. Quindi il tema della sicurezza è un tema ancora molto molto importante, non è abbastanza capito e si intreccia anche qui con la mancanza di controlli, perché noi sappiamo che la possibilità che un'azienda venga controllata sulla sicurezza è bassissima e quindi molto spesso qualche azienda può anche rischiare da quel punto di vista. E l'altro elemento che io sottolineo sempre è che se tu in azienda hai un alto turnover e hai soprattutto tanti giovani precari con contratti a tempo determinato o in somministrazione da agenzie interinali, che quindi stanno lì in un breve periodo, è molto difficile che queste persone abbiano l'esperienza per lavorare in sicurezza, ma B, siano formate adeguatamente, perché stanno poco tempo in quel posto di lavoro e tra l'altro magari subiscono anche il ricatto: se non lavori comunque, anche se non ci sono le norme di sicurezza, io non ti rinnovo il contratto. Quindi la precarietà e la questione dei mancati controlli sono gravissimi, anche perché le leggi in Italia per garantire la sicurezza sul lavoro ci sono e sono anche sarebbero anche molto efficaci. Il problema è farle rispettare anche dei lavoratori, perché certo, io faccio battaglie anche con i lavoratori, perché anche i lavoratori per primi devono rispettare queste norme. Poi dopo invece abbiamo le situazioni drammatiche dove c'è il lavoro nero, lo sfruttamento, il caporalato, l'abbiamo visto anche recentemente. Lì di regole non c'è nessuno e anzi, se poi perdi un braccio, quasi quasi la colpa è tua e ti abbandoni in strada come fossi un sacco delle immondizie. Questo è avvenuto da parte a Latina, dove abbiamo visto, da parte di un imprenditore che era già indagato per caporalato, quindi insomma, nessuna sorpresa, nessuna scoperta strana. Ecco, io credo, ad esempio, il governo voleva introdurre la patente a punti in modo tale che un'azienda avesse un tot di punti che se avvenivano controlli di un certo tipo o se c'erano infortuni, l'azienda perdeva dei punti. L'idea non era male, ma nella pratica, su come la legge poi è stata approvata, è stata talmente modificata che è un sistema per cui in realtà non rischi davvero mai di rimanere a zero con i punti. Io faccio l'esempio con la patente dell'auto, no? Se tu commetti 2 o 3 infrazioni importanti, sai, posso fare telefonini, cose di questo genere, perdi i punti e a un certo punto tu perdi la patente concretamente e devi andare a rifarla o devi partecipare a dei corsi. Ecco, la patente a punti sulla sicurezza per l'azienda dovrebbe funzionare nello stesso modo, cioè l'azienda dovrebbe essere preoccupata per perdere i punti. Se invece posso in qualche modo ricomprarmeli o riprenderli attraverso altre gabole, come è stato fatto con la legge, è chiaro che a quel punto non è assolutamente efficace. La patente a punti ha tutta efficacia per gli automobilisti, se vogliamo che abbia efficacia per l'azienda deve essere una patente a punti severa. Però qualche passo avanti si sta facendo a Talmi. Io ho visto e ho sentito anche diverse aziende che proprio grazie a questo caldo, per fortuna che è arrivato, qualcuno dice, per altri mamma mia troppo, ecco, hanno deciso di interrompere il lavoro. Io ho parlato anche con diversi operai, ho detto: guarda Mirella, andare sui tetti proprio con gli strumenti di sicurezza è impossibile lavorare, non ce la facciamo. Tanto è vero che io più di qualche volta mi sono fermata perché vedevo queste
queste figure senza nessuna protezione e dopo loro mi spiegavano è impossibile lavorare in queste condizioni. Ecco sindaca, se lei appunto passasse per una strada e vedesse questa realtà, proprio il primo istinto che le verrebbe, cosa sarebbe da dire e di fare? Perché ognuno di noi ha un limite che delle volte deve essere superato, il mio non ho combatta, no, devo, perché riguarda la comunità. Quanto importante è prendersi cura della comunità in generale? No, questo è fondamentale, imprescindibile, proprio per sentirsi parte integrante. Proprio di recente noi abbiamo approvato il regolamento per i volontari civici, perché crediamo che sia importante anche chi magari è in pensione o chi magari vuole dedicare del proprio tempo per stare insieme e per apportare delle migliorie. È giusto che abbia anche da un punto di vista normativo il proprio spazio. Però questo l'abbiamo fatto perché? L'abbiamo fatto perché il principio di sussidiarietà, che è intrinseco alla nostra Costituzione, ci dice proprio questo e ci dice proprio che il mondo del volontariato, anche poi alla luce della riforma del terzo settore, è il motivo di traino, diciamo, che spinge le nostre comunità anche a stare insieme. Lo vediamo ogni giorno, lo vediamo dalle associazioni di volontariato per quanto riguarda il sociale, dall'Anteas che offre un bellissimo servizio per i nostri anziani, lo vediamo dalle proloco comunali o comunque anche dalle associazioni sportive che per i nostri giovani ogni giorno mettono a disposizione il proprio tempo per far sì che loro possano crescere in un ambiente sano, ricco di valori e soprattutto insieme. Quello che manca oggi tra le persone è proprio il contatto umano, la parola e riuscire a vedersi e scambiarsi delle opinioni. Un po' il discorso che si faceva prima della comunicazione, quanto è importante farla non attraverso gli strumenti informatici ma proprio di persona, perché probabilmente con il Covid abbiamo un po' perso questo e oggi stare insieme e aggregare è una delle più grandi forme per riuscire a diventare tutti delle persone migliori, perché anche poi si riescono a percepire quelle che sono le difficoltà dell'altro. Facendo prima un accenno a quelli che sono oggi i luoghi di lavoro, a questo caldo che c'è, tantissimi anziani io penso che anche nella propria abitazione facciano fatica ad avere l'aria condizionata, però non solo gli anziani, perché ci sono tantissime famiglie monoreddito che non possono permettersi di avere tutti i comfort e quindi anche questo ci permette di avere anche all'interno delle nostre strutture comunali dei luoghi che possono essere refrigerati e anche accogliere nelle ore più calde. Però devo dire che per quanto riguarda sempre le alte temperature, anche noi abbiamo dei cantieri che per un certo periodo si interrompono proprio perché con le ore e non solo con le ore più calde ma con le temperature di questi giorni lavorare diventa molto difficile, se non impossibile. Forse a Talmi dobbiamo iniziare a fare educazione civica anche in questo, sulla sicurezza del lavoro, anche in età, quando iniziamo anche a capire l'importanza di essere sicuri, perché purtroppo anche questo manca, perché vediamo anche molta superficialità. Perché a me non capita mai, io sono il più bravo di tutto e poi lo troviamo morto. Ecco, c'è anche questa superficialità di pensare di riuscire a risolvere il problema da solo, perché culturalmente siamo fatti così, non c'è niente da fare. Mi arrangio, faccio io, non chiamo nessuno. Ecco, forse anche un'educazione civica diversa. Io punto molto sui giovani, ci credo, sono svegli, basta sentire quando intervistiamo i bambini di 6-8 anni, cosa rispondono. E sono veramente rimasta sbigottita quando ho sentito quei bambini che hanno letto la Costituzione e avevano scelto gli articoli e come li esprimevano. Perciò capite che forse se iniziamo anche da questi bambini ad ascoltarli di più, a fargli imparare anche le cose importanti per la loro sicurezza, forse avremmo fatto dei passi avanti. Cosa dice Talmi? Guardi, io sono d'accordo Mirella e faccio un esempio. Vi ricordate quando è stato introdotto nei nostri territori la raccolta differenziata e all'inizio, vi ricordate, era un po' un problema, nel senso che insomma è un cambio culturale importante e uno dei fattori vincenti è stato che si è insegnato ai bambini alle elementari la raccolta differenziata e i bambini delle elementari poi l'hanno imparata, l'hanno introiettata, perché la conoscono bene, e l'hanno anche
quasi portata a casa. Sì. Ecco, io credo che per analogia il tema della sicurezza, che è sicurezza in tutti i casi, compreso la sicurezza elettrica in casa, compreso, voglio dire, anche la sicurezza quando vai in giro in bicicletta, la sicurezza quando attraversi una strada, ma è anche la sicurezza sul lavoro, se insegnati fin da bambini, cioè fin da bambini, il tema di mettere la sicurezza avanti a tutto, io credo che l'effetto sarebbe poi positivo anche successivamente. Anche noi su questo facciamo dei lavori, ad esempio con le scuole, di interventi proprio nelle scuole, specie quelle dove magari finita la scuola superiore vai subito a lavorare, facciamo degli interventi formativi sul tema della sicurezza sul lavoro in modo tale che già prima che arrivino in azienda i ragazzi abbiano alcune concezioni di base, soprattutto dal punto di vista normativo e dal punto di vista della prevenzione, perché guardate, come sempre, quando poi c'è un infortunio sul lavoro, dopo ci sono le indagini e si spera sempre che i colpevoli paghino, e noi stiamo seguendo da vicino, anche Mirella, la vicenda del processo di Mattia per la morte di Mattia Battistetti. Speriamo che qualcuno paghi alla fine, ma noi preferiamo sempre che questa cosa sia prevenuta, perché poi certo la condanna è giusta e ci mancherebbe altro, ma in realtà il nostro vero scopo è prevenire che avvengano gli infortuni sul lavoro, e da quel punto di vista io voglio dirlo, io conosco aziende che investono moltissimo da questo punto di vista, che hanno dei cartelloni nello stabilimento che dicono: se vedi che c'è un rischio, fermati e pensa, perché la produzione è importante, ma non importante più della tua salute. E non fare il fai da te, purtroppo, perché poi succede proprio l'irreparabile. Abbiamo Luigi da Paese. Ciao Luigi. Ciao cara. Prego. Pronto? Sì, Pronto? ti sento bene, parla Luigi. Allora io questo ottobre scorso ho comprato la stufa a pelle, e allora là mi hanno detto che i soldi me li davano tutti su un colpo, tutti insieme, e invece ho saputo che mi danno 100 euro all'anno e ho 85 anni, se moro domani a chi ciappa i soldi? Questi sì i problemi. Io ho pagato sperando che arrivassero su, ecco, l'importante è questa della comunicazione. Guardate che è una cosa fondamentale. Queste persone non sanno a chi rivolgersi, non sanno, abbiamo tutto e abbiamo niente, sindaca, perché funziona così. Ecco, l'importanza è anche di coinvolgere il territorio, ecco, i cittadini, i paesani, nel momento che c'è un qualcosa di importante che riguarda tutti, che può fare il bene della comunità. Però anche lei non può essere informata su tutto, però ci sono degli assessori, sempre tramite anche i servizi sociali, che dovrebbero dire: sindaco, guardi che è arrivata questa cosa, è importante per tutti, gliela diciamo. Ad esempio, per allacciarmi a quello che dice Luigi, l'altro giorno, anzi se lei non la conosce le darò il nome e il cognome di Bigliato, che è questa associazione di disabilità, dove ha spiegato che è arrivata questa disability card. Lei sa cos'è, sindaco? No. Ce l'ha? Ecco, 7 sindaci, nessuno che lo sa, tutti poi hanno verificato e mi hanno detto: hai fatto bene Mirella, ci mettiamo subito in contatto. È una card, visto che ancora nella carta d'identità non è scritto niente, che viene erogata dall'INPS gratuitamente, dove questo diversamente abile, come lo chiamo io, esce di casa, se deve andare in un ufficio, se deve fare qualche acquisto, fa vedere questa card, la inserisco e strisco tutto, diritti e doveri di questa persona. Non lo sa nessuno. Allora Bigliato è venuto qui di questa associazione, ha parlato con altri sindaci che avevo ospite quel mattino, e tutti quanti si sono detto: fammi sapere, dammi il tuo numero di telefono, perché è importantissimo che anche il mio comune, i servizi sociali sappiano di questo. Ecco, ma perché non c'è questa comunicazione, c'è questa rete tra INPS, comuni, servizi sociali? Perché io capisco che c'è questa cosa dell'INPS, però se è una card a livello nazionale che aiuta queste persone che hanno telefonato, già uscire il mattino per loro è un disastro, Dico, ma perché noi non sappiamo niente? Prego, sindaco. Beh, innanzitutto grazie, perché sicuramente adesso quando torno in municipio lo riferisco subito. Le mando tutto all'assistente sociale che si attiverà. Ma è vero quello che dice lei, perché tante volte facciamo fatica
portare ai portatori di interesse, scusi il gioco di parole, queste informazioni qui che sono delle opportunità e dei diritti anche che devono assolutamente sapere. Quindi anche il mio impegno è quello di riuscire a fare sempre più rete con l'INPS, ma con tutti gli organi di governo a qualsiasi livello e per qualsiasi tipologia di ente che oggi amministrano, perché solo se riusciamo a mettere insieme tutti questi tasselli, allora riusciamo ad offrire sempre maggiori servizi ai nostri cittadini. Vede l'importanza, Talmi, della comunicazione, questa comunicazione che diventa sempre più difficile, però poi che paga le conseguenze sono queste persone. Ma come? C'è questa card e nessuno lo sa. Ma come? Io prendo una sanzione amministrativa perché giro come disabile in un centro storico, ho tutto il diritto di arrivare e poi mi arriva la sanzione perché il comune non si è adeguato a quello che io ho diritto. C'è poca comunicazione. Come possiamo fare? A Talmi, lei è esperto di comunicazioni. Guardi, io faccio un esempio su cui stiamo battagliando quotidianamente. Nei piccoli comuni molto spesso per il cittadino il punto di riferimento, se deve pagare una bolletta, per una multa, per tante cose, è l'ufficio postale. Allora sempre di più noi stiamo andando verso una situazione, diciamo, di tipo digitale, per cui qualsiasi cosa la fai col telefonino. Però facendo così tu tagli fuori molto spesso proprio gli anziani o le persone che non sono molto alfabetizzate a questo punto di vista. Poste Italiane sta facendo profitti milionari e nel frattempo, adesso c'è anche un'ipotesi di privatizzare, di venderne delle quote, nel frattempo però ha deciso di chiudere molti uffici perché non assume personale a sufficienza che gli uffici. E i primi a essere danneggiati sono proprio i soggetti più deboli, cioè l'anziano che ha bisogno di un'interfaccia di una persona, non di un computer o di un telefonino. E guardate che molte anche multiutili società dell'energia e quant'altro stanno capendo che se vogliono prendersi dei clienti devono mettere degli uffici in cui parli con una persona, perché parlare con una persona piuttosto che con un disco nel telefonino è oggettivamente diverso. Allora probabilmente noi, anche per venire incontro alle fasce più deboli della popolazione, dobbiamo mantenere il rapporto umano, perché senz'altro il ragazzino è capace di fare le operazioni di banca col telefonino, anche io sono in grado di farlo, ma non è detto che devono essere tutti obbligati a farlo. Non lo sanno proprio, mi fa bene a dirlo, perché non riescono ad operare neppure il cellulare. Io so solo fare il numero di mio figlio e ricevere il telefono, basta. Esatto. Però Talmi è anche vero però che questa comunicazione deve essere fatta, e lo dico anche al sindaco. Ad esempio Luigi da Paese, quando c'è una cosa così importante che devi impiegare del denaro, e poveretto Luigi ha detto, ecco, a me è costata questa stufa, speravo veramente che poi mi arrivasse tutto il denaro su un colpo, per come avevano detto. Ecco, queste spiegazioni prima di pagare, di dare questo, non sarebbe il caso che passasse su tutto attraverso il servizio sociale, o sbaglio io? Perché se c'è una cosa importante che costa anche soldi, che poi vengono rimborsati, ci dovrebbe essere questa comunicazione prima che povero Luigi dice, ma quando c'è che mi arriverà tutti i soldi che ho speso? Prego sindaco. No, certo, ma a parte che concordo con gli sportelli che oggi stanno sempre più diminuendo, invece c'è la necessità che rimangano sul territorio, perché lo vediamo nella posta ma lo vediamo anche per quanto riguarda i servizi bancari, e oggi il cittadino ha bisogno non di fare la ricerca su Google ma di andare di persona in posta piuttosto che dall'assistente sociale e chiedere tutti i dubbi che ha, perché anche per il signor Luigi che appunto ha comprato la stufa a pellet e magari una mancata comunicazione o una comunicazione che magari non è stata corrispondente nella sua totalità a quello che poi sarebbe stato il modo di recuperare questi soldi, sicuramente ha fuorviato quella che è la sua scelta, ma che magari il signor Luigi, sapendo di questo recupero così dilazionato, avrebbe preferito non fare questo investimento. E quindi sicuramente dobbiamo tornare a sempre fornire più comunicazione possibile attraverso tutti gli strumenti, perché vediamo oggi che il digitale è quello che funziona di più, però senza dimenticarci, come ricordava prima, il rapporto umano che diventa oggi elemento essenziale per tenere insieme le persone, ma anche per dare risposte ai cittadini. Anche perché abbiamo una popolazione che diventa sempre più diversamente giovane e perciò capite l'importanza invece di questa comunicazione. Prego Talmi. Gaela, scusa, aggiungo un consiglio al cittadino che ha detto, in questi casi, siccome è chiaro che il venditore per venderti ti dice ma sai, con la detrazione fai una telefonata
o passa fisicamente in un centro di assistenza fiscale, un CAF, quelli dove fare le dichiarazioni dei redditi, e chiedi informazioni. Dopo, se dovessi dirti che lo Stato faccia queste detrazioni per la stufa a pellet, che notoriamente è la stufa che inquina di più, tra l'altro come sistemi di riscaldamento in casa, ecco, è un po' surreale. Però in questi casi, se avete dei dubbi, prima di acquistarla, passate nel centro di assistenza fiscale, perché molto spesso queste persone che poi quando fanno le dichiarazioni redditi scoprono che le cose che gli ha raccontato sono false, saperlo un po' prima, questo vale per le spese sanitarie, vale per queste spese e tutto, è sempre meglio fare una domanda in più prima a chi per mestiere non deve venderti qualcosa. Anche perché abbiamo sentito e visto cosa è successo con i bonus. Io ho ancora delle persone che veramente sono prese per i capelli, non sanno più da che parte girarsi, però fregate sono state, questa è la verità, ecco, e questo non può succedere, perché veramente non è possibile su un paese civile a Talmi che tu vai in camera di commercio e dopo mezz'ora ti danno la partita IVA, non è possibile. E poi per fare qualcosa di più serio ti fanno le pulci sapendo benissimo, cioè non può funzionare così, anche perché quei pochi soldi che girano, quando vedono anche questi preventivi che magari, ma è una ditta, è autorizzata, perciò mi fido, e poi vengono fregati. Non può continuare così a Talmi, anche là bisogna muoversi politicamente e le cose cambiare. Sindaca, come ci saluta? Che messaggio vuole dare? Beh, innanzitutto non ancora, terminiamo i nostri impegni a livello proprio amministrativo, poi noi siamo comunque sempre a disposizione del territorio, forse magari qualche giorno più leggero, diciamo così, ad agosto, però abbiamo un territorio che è ricco di tanti eventi, quindi tra sagre paesane cosa e quant'altro. Sarà prossimamente? Cosa ci sarà a San Biagio allora? Beh, allora, ieri sera c'è stato un bellissimo spettacolo teatrale, questa sera invece c'è uno spettacolo corale, quindi ci sono 2 cori, quindi manteniamo le tradizioni. Domani un'altra serata con una band italiana. A Fagarè c'è la sagra paesana in corso, lo stesso a Nerbone, poi comunque la nostra piccola San Biagio comunque ci riserva sempre tante occasioni per stare insieme, quindi vorrei augurare a tutti una buona estate. Allora una San Biagio rock. Bisogna. Allora Talmi come ci saluta? Vi saluto sperando che quest'estate così calda, voglio dire, prima o poi finisca, diciamo, perché il caldo è un po' eccessivo, soprattutto per chi lavora, ma penso anche per gli anziani malati, e noi invece, diciamo così, come organizzazione sindacale di fatto chiudiamo al massimo nel periodo proprio della settimana di Ferragosto, ma a turno abbiamo sempre qualcuno a disposizione, per cui invito sempre le persone, quando hanno un dubbio, hanno una perplessità, hanno bisogno di un'informazione, di rivolgersi tranquillamente alle sedi della nostra organizzazione. Grazie anche a Nicola Talmi, segretario generale Veneto, Sindacato dei Lavoratori della Comunicazione. Grazie ancora a Valentina Pilon, sindaco di San Biagio di Calalta. Pubblicità. Queste 2 ragazze sono le vincitrici del concorso che tra un po' noi riproporremo. L'anno scorso abbiamo eletto le più belle di Treviso e come loro 2, lei è... Come ti permetti? Non c'è il filtro 25 anni, no? L'hanno tolto per la contessa, comunque, vabbè, 26 quindi quest'anno. E quindi le ragazze che hanno vinto l'anno scorso ci hanno seguito in vari momenti, siamo stati a Silea, siamo stati anche durante la mostra del Radicchio qua in centro a Treviso e abbiamo portato questa storia interessante, a mio parere, in versione carina, in versione teatrata, non troppo chiacchierata, non troppo, spero, pesante anche per chi ha ascoltato, ma sicuramente una bellezza per gli occhi.
Sicuramente sì, sicuramente sì. Allora, Grazie. Adesso noi abbiamo la sfilata. Grazie davvero di essere stati qui con noi. La battuta è stata sul fatto che appunto una ragazza purtroppo stamattina si è svegliata con 38 di febbre e fortunatamente non c'era una parte da interpretare, ma insomma in un certo qual modo dai, ce l'abbiamo fatta. La voce narrante appunto doveva essere la mia, ma Marco è stato bravissimo in questo senso, assolutamente. No, è andata benissimo. Allora, le ragazze che abbiamo visto che appunto sono state le nostre interpreti di due personaggi storici, come hai detto giustamente tu, hanno partecipato al concorso di bellezza, il primo concorso di bellezza dello scorso anno. Esatto. Quest'anno ci sarà una riedizione con, tra le altre cose, un numero più vivace di partecipanti, che si stanno preparando. Quindi noi adesso sbarazzeremo qui, sbarazziamo tutto in modo da avere un applauso anche a Serena. Sì, povera Stella, anche lei è rimasta da sola, malattie e altre cose. Allora, col tiramisù divento bella, divento Miss, la bella trevigiana. Abbiamo in ospite Marco Pesce, chef e docente all'Accademia delle Professioni di Valdobbiadene, direttivo e poi abbiamo anche Fabio Mariuzzo, presidente Assocuochi di Treviso. Letto giusto, spero. Allora, non solo tiramisù ma anche teatro col tiramisù, la bellezza trevigiana col tiramisù, la bontà dei prodotti trevigiani col tiramisù, chi ne ha più ne metta, vero ragazzi? Allora, ma quanto belli siamo? È proprio vero che siamo belli, eh? Prego, Marco. Ciao Mirella, ciao a tutti, buongiorno. Beh sì, siamo effettivamente belli, d'altronde Treviso con la sua storia, Treviso è veramente una bellissima bomboniera di città, con i prodotti che abbiamo, con anche come dire, tutta quanta la narrativa che si crea attorno a questi prodotti. È certo che ne nascono delle chicche, delle pepite. Per noi tiramisù è una di quelle pepite, ma non solo. Adesso abbiamo nominato prima Radicchio, abbiamo nominato la bellezza di narrare gli ingredienti della nostra storia, e naturalmente un'altra di queste pepite per noi è il Tiramisù Day, che verrà fatto a ottobre, che è un evento buono in tutti i sensi, anche perché poi si collega anche a Telethon, quindi alla raccolta fonti, che io penso sempre sia un'ottima iniziativa per far capire che i trevigiani, è vero che sono i veneti, sono grandi lavoratori, pensano solamente a fare, ma alla fine abbiamo magari anche un tiramisù, Marco, per i veneti schiacciati dalla crisi non sarebbe male, visto che il tiramisù è nato a Treviso, magari fare un'edizione per i veneti schiacciati dalla crisi. Ecco, io con tutto rispetto perché queste grandi organizzazioni, ma io penso non solo alla mia, anche a quelle più piccole, magari ci mettiamo assieme, perché veramente è giusto dare anche a quelli che danno tanto al territorio, sempre col mondo del volontariato, il giusto rispetto. Questo è quello che penso io, non per la Mirella ma per tutti quelli che lavorano, ecco, 365 giorni all'anno, per dare delle risposte a queste persone con interventi veramente molto importanti, con i banchi solidali e col volontariato. Allora, Fabio Mariuzzo, presidente Assocuochi Treviso, questa associazione è molto importante e ecco, che dà anche supporto a Mirella, devo dire la verità e ringraziare Fabio per far capire l'importanza di esserci, di fare squadra, però anche in situazioni anche molto belle che abbiamo la fortuna di ammirare grazie a voi, anche a questi interventi. Vediamo se partono le immagini pronto di San Biagio di Calalta, dove abbiamo fatto questo convegno importante, dove Assocuochi era presente, che ringrazio tantissimo. Cosa vuol dire anche preparare e far assaporare questi gusti preziosi che abbiamo in ambienti molto belli, in queste ville venete, ne abbiamo una più bella dell'altra, cioè anche le persone che arrivano sono delle persone che veramente rimangono a bocca aperta perché non si conosce veramente la realtà del territorio. Prego Fabio. Grazie Mirella, è sempre un piacere intanto essere qui con te in questa bellissima trasmissione, perché poi si parla veramente di tutto e dai grande spazio sempre alla cucina, alla cultura gastronomica, che per noi è un vanto sia della nostra provincia ma un po' di tutta l'Italia.
e come dicevi giustamente tu abbiamo una fortuna, un patrimonio di avere ville, location, località che sono veramente esclusive e che tutto il mondo ci invidia, dove qualsiasi piatto il più semplice prende un valore, un significato molto importante. Di conseguenza diventa anche facile per noi, diciamo, preparare qualcosa all'interno di queste ville e renderlo esclusivo, renderlo qualcosa di veramente indimenticabile, perché uno viene già trasportato a livello psicologico dal gusto, dall'emozione di entrare in queste ville, in queste location. Anche pensiamo alla semplice città di Treviso, quando facciamo il Tiramisù Day, passeggiare per le calli di Treviso, per i vicoli e trovarsi poi nelle varie piazze con tutte queste attività dedicate al tiramisù, logicamente creano un'ambientazione, un contest che lasciano il segno. Infatti poi il Tiramisù Day, come tutti gli altri eventi organizzati a Treviso, vengono anche poi ricercati dagli stranieri che stanno ormai usando Treviso e la zona, diciamo, anche del Prosecco di Valdobbiadene, patrimonio dell'UNESCO, queste zone proprio per fare il turismo, e questo ha portato veramente un grosso movimento di turismo nella nostra Marca trevigiana, e questo ci dà un grande lustro, soprattutto a noi che poi viviamo di gastronomia. Di conseguenza avere turismo, avere persone che si muovono, che cercano i nostri piatti, diventa veramente un vanto. Come già vediamo da queste immagini della villa, preparare qualcosa all'interno di queste ville è una cosa fantastica, perché basta anche una semplice tavolo della villa senza tovaglia, senza niente, un qualsiasi piatto viene appoggiato sopra con una buona preparazione, acquista un valore inestimabile. Lo vedremo adesso, siamo in qualsiasi location che stiamo vedendo. Sì, non abbiamo bisogno di grande preparazione. Quello che si fa, diciamo, è molto stare attenti a quello che può essere l'ambiente in cui ci troviamo, perché dobbiamo rispettare quello che è la cultura e la storia, l'attenzione ai tavoli, ai pavimenti, eccetera. Quindi anche noi, quando allestiamo le cucine, facciamo un grosso lavoro soprattutto per non danneggiare quello che troviamo all'interno delle ville e far sì che, anzi, al massimo valorizzarlo. Questo appunto l'evento che abbiamo fatto con te, è stato un piacere essere al tuo fianco sempre, darti una mano quando fai questi eventi, perché poi sono momenti veramente di condivisione e di conoscenza, soprattutto tu che collabori con molte associazioni, eccetera, ci permetti anche noi di entrare nelle famiglie delle associazioni e poi creare delle sinergie, delle attività che diventano ogni giorno più importanti. Allora, si trattava, le immagini che avete visto, di Villa Navagero a Rovaret di San Biagio di Callalta. Quello che vorrei chiedere anche a Marco Pesce, ma quanta bellezza abbiamo nel territorio se la abbiniamo alla gastronomia? Non ce n'è per nessuno, nel vero senso delle parole, perché anche Fabio non conosceva questa villa. Ecco, abbiamo delle location che sono splendidi, proprio cercare di fare squadra, perché il turista, veramente il turista che poi frequenta i centri storici, le città, i paesi, ha piacere di ammirare queste cose. Quanto importante è far capire l'importanza di questo patrimonio che abbiamo anche con la gastronomia e che abbiamo la fortuna di avere. Grazie. Marco. Allora Mirella, io proprio sarò sincero, ogni volta che io vado in un posto, adesso 2 settimane fa sono andato verso Vicenza e mi sono fermato su un paesino, dovevo fare una consulenza. Era un paesino veramente sconosciuto, fuori in campagna. Mi giro, davanti alla chiesa c'era una villa enorme, bellissima. Cioè ogni piccolo paesino, ogni borgo, ogni metro quadrato del nostro paese è meravigliosamente ricco di bellezza. Quindi questo, e è meravigliosamente ricca di bellezza anche la nostra cultura enogastronomica. Adesso non vorrei cadere in facili retoriche. Noi mangiamo bene perché fortunatamente siamo riusciti anche a creare una tradizione in cui ci è riconosciuta una certa qualità di prodotti, di lavorazioni, di tecniche, e questo, ecco, qua si aprirebbe un altro tema su come si sono create queste tradizioni e su come queste tradizioni si evolveranno. Però il fulcro è: sì, c'è veramente tantissima bellezza, è facile e bello collegarla con tutte quante le bellezze che noi abbiamo. Quindi dici ville, assolutamente sì, ti dico anche parchi, ti dico anche elementi naturali, ti dico veramente ogni virgola, ogni metro quadro ha un prodotto tipico, ha un contesto. Sì, parliamo di ville, va bene, ma parliamo anche di strutture, di parchi aperti, di elementi naturali, architettonici, e poi
ci permettono di collegarci con l'alimento del posto. Anche qua Treviso, il Veneto è grande, ogni paesino ha il suo o i suoi prodotti tipici. E per tipici intendo proprio che sono ben radicati nel territorio. Ma anche perché presentarli, Marco, presentarli una cornice ultramoderna, con tutto il rispetto che ho, e presentare in una villa veneta, in un parco veneto, è tutta un'altra cosa. Scusatemi, ma io sono dell'idea che abbiamo dei parchi, come dice Marco, Fabio Mariuzzo, che sono una meraviglia. Però la mia domanda è anche questa: il Covid. Allora, tutti in casa, pastatrice, quella per fare la pizza, per fare il pane, butta via tutto, perché alla fine poi non si riesce a fare. Quanto importante è invece la cultura di far saper bene da mangiare? Perché non è così semplice. Cioè, io quando vedo queste ricette fai da te, cioè io non la farò mai, perché proprio non... Cioè, il buon cibo deve avere un percorso, o sbaglio, Fabio Mariuzzo? Esatto, la dici benissimo. Infatti, perché hai parlato del Covid? E quando c'era il Covid tutti quanti abbiamo acquistato un sacco di macchinari per dedicarci alla cucina, eccetera, perché avevamo molto tempo, eravamo molto tempo a casa, no? E quindi di conseguenza quando uno è a casa può dedicarsi con cura alla cucina ha bisogno dei suoi tempi, non si può pensare che tutto si faccia come in un fast food in 2 minuti. Ci sono dei piatti, certamente, una bistecca, un risottino si possono fare nel giro di mezz'oretta, 20 minuti, però alcune cotture, alcune preparazioni, il pane, la pizza, gli arrosti, i grandi arrosti, tutte le cose che prepariamo hanno bisogno di una cultura, di una conoscenza e poi del tempo da dedicarci. Se noi giustamente lavoriamo fuori casa 8-10 ore al giorno e poi a casa abbiamo tutte le nostre faccende domestiche da seguire, i cani, i bambini, via dicendo, di conseguenza il tempo da dedicare alla cucina è veramente poco. E allora questo, diciamo, nel Covid c'era tanto tempo, di conseguenza c'era tanta passione per la cucina, poi si è tornati alla normalità della vita quotidiana e ci rendiamo conto che effettivamente dedicare del tempo alla cucina è del tempo che non abbiamo, facciamo fatica a trovare, perché è più facile, magari si va più volentieri fuori con gli amici, anche perché convivere con le persone si sta sempre bene, a bere un aperitivo, a fare cenare assieme, piuttosto che mettersi a casa a preparare dalla mattina la cena della sera con gli amici, che diventerebbe veramente una sfaticata, e magari quando arrivano gli amici alla sera poi sei già stanco, sei già consumato da tutte le preparazioni che hai fatto. Ciò non toglie che la passione e la voglia di cucinare, chi ce l'ha, riesce sempre a ricavare del tempo, magari appunto come dicevamo prima, per preparare un piccolo risotto, una pasta, alcune preparazioni che sono più semplici, che si possono fare nell'arco magari delle poche ore che uno rincasa dal lavoro e riesce ad avere del tempo da dedicare alla cucina. Allora, Fabio Mariuzzo, presidente Assocuochi Treviso, noi andiamo nei ristoranti e quasi sempre troviamo dei menù giganteschi, anche troppo a mio avviso delle volte, che se forse ci concentriamo un po' di più non sarebbe male. Tanto è vero, e poi chiediamo al cameriere cosa ci consiglia, perché alla fine gran menù cosa ci consiglia. Ecco, quanto importante è ascoltare e vedere il cliente, perché voi è come il medico, quando guardate la persona sapete già a chi vi rivolgete. Ecco, quanto è importante capire dove vuole arrivare, ecco, con il gusto, con il sapore, con il profumo, il cliente. Prego Fabio. Penso che questo sia, diciamo, la forza dei ristoranti, delle trattorie locali, che sono un po' legate alla tradizione, perché infatti molto spesso noi andiamo in quel ristorante, in quella trattoria, perché conosciamo l'oste o perché ci hanno detto che l'oste è lì in gamba, che c'è una buona cucina. Infatti la buona cucina va di pari passo con una buona sala, un buon cameriere in sala, un oste che accoglie i clienti, che li fa sentire a casa, e di conseguenza quando il cliente si sente bene poi si sente anche in fiducia, si sente consigliare dal cameriere, da chi è il titolare, eccetera, e poi si crea questo giusto connubio, diciamo, tra la sala, tra il cameriere che è fuori e poi il cuoco che è in cucina. Allora il cuoco oggi ha preparato, non so, un arrosto particolare, ha preparato qualcosa di veramente sfizioso che magari non è inserito nel menù, e di conseguenza avere il cameriere in sala o l'oste che ti consiglia il piatto più azzeccato del giorno farà bella figura il cuoco, fa bella figura la trattoria, il ristorante, e il cliente sarà sicuramente soddisfatto. Questo infatti è una cosa che negli anni si sta riscoprendo molto, come dicevi tu, dai menù giganteschi e tutto quanto, lasciare molto spazio appunto alla personalizzazione del menù, dove c'è il cameriere che consiglia, che suggerisce e fa sentire il cliente una persona, diciamo, speciale, perché questo è il gioco, diciamo, di
far sentire appunto al cliente che noi siamo attenti alla sua presenza, quando arriva lo accogliamo e cerchiamo di trovare quello che sono il giusto connubio tra quello che lui sta cercando e quello che noi possiamo offrirgli. Senti Fabio Mariuzzo, ma sto granchio blu che io non ho ancora mangiato, ci spiegate una volta per tutte com'è la storia di questo granchio blu? Qualcuno dice bisogna mangiarlo, qualcun altro dice bisogna vedere dove viene pescato, qualcuno dice è buonissimo, qualcun altro dice non sa da niente. Insomma, sto granchio blu possiamo mangiarlo o no? Beh, si può mangiare sicuramente, già da anni insomma che gira un po' per le cucine, anche perché a differenza diciamo del granchio classico che vive in mare, il granchio blu tende a vivere sulle zone di foce, no? Quindi ama sia l'acqua salata che l'acqua dolce, può convivere sulle due acque. Molto spesso infatti si trova nelle zone diciamo, dove ci sono le foce dei fiumi, e di conseguenza non ha un gusto molto intenso come il granchio classico che vive tutta la sua vita in mare, di conseguenza ha una carne più dolce, più delicata, e di conseguenza sentiamo, comparato diciamo, con la nostra gran segola, con il nostro granchio classico, è un po' più insipido, è un po' più scarso di sapore, però diciamo preparato. Ecco, facciamo la ricetta col granchio blu in diretta, dai. Esatto. Il granchio blu diciamo, si trova in tutte le pescherie facilmente e molto spesso diciamo, è ancora vivo, quindi diciamo, abbastanza semplice anche non semplice da gestire perché ha una chela abbastanza forte e quindi bisogna starci un po' attento, perché non è come l'astice che ha gli elastici che legano le chele, ma invece ha le chele libere, quindi ci vuole un po' di attenzione. Molto spesso diciamo, per non rischiare appunto di farsi male col granchio conviene, da come si arriva a casa dalla pescheria, gettarlo direttamente nell'acqua bollente, perché cosa succede questo? Questo fa sì che, a parte il granchio che muore e quindi non fa più il rischio di farci male o altro, il granchio diciamo, si sigilla, chiude all'interno tutti i suoi profumi, tutti i suoi aromi e di conseguenza non perdiamo i liquidi che ha al suo interno, no? Rimangono tutti all'interno. Una volta che l'abbiamo scottato nell'acqua che bolle, bastano 4-5 minuti, no? Non serve che sia cotto del tutto, se vogliamo cucinarlo 10 minuti poi possiamo semplicemente condirlo, aprirlo, diciamo come si apre il granchio, togliere le zampine, quelle che non hanno molta carne, le zampine piccole, si lasciano le chele, si apre la parte diciamo, della pancia, si divide dal guscio e lì all'interno sui due lati ci sono i polmoni, diciamo, nella parte che vanno tolti, che non sono buoni da mangiare. Ecco. Da lì ci vuole un po' di pazienza, diciamo, o chi la prepara ha la pazienza di mettersi lì con le forchettine a pulirlo, a togliere tutta la polpa e quindi da lì si fa un'insalatina, oppure si lascia i commensali che giustamente con la pazienza, un po' succhiando, un po' masticando, si mangiano il granchio semplicemente condito. Diversamente possiamo poi, quando abbiamo sbollentato 4-5 minuti, toglierlo dall'acqua e a parte prepariamo un classico soffritto, quando si fa il soffritto per il pesce, quindi un po' di aglio, un po' di prezzemolo, un buon olio d'oliva. Aggiungiamo il nostro granchio tagliato a pezzettoni, aggiungiamo, se ci piace farlo in rosso, qualche pomodorino, adesso è la stagione del pomodoro maturo, ci sono i pomodori nasoni, quelli che sono belli grossi, grandi, tipici del nostro territorio, di conseguenza qualche pezzettone di pomodoro, pomodori ciliegini, aggiungiamo appunto il granchio, i pomodorini. Se vi piace bagnare leggermente con il vino bianco per togliere un po' il profumo del pesce, il freschin come si dice in Veneto. In Veneto, il freschin. Scusate. E di conseguenza si fa cucinare 8-10 minuti, è già un pesce abbastanza che si cucina velocemente e praticamente 8-10 minuti sono il tempo che noi, se abbiamo l'acqua che bolle, possiamo già buttare la pasta. Perciò 3-4 minuti bollito e poi esatto. Si fa in questa maniera. Allora Marco Pesce, vediamo se è collegato, se la connessione c'è, e questo tiramisù rivisitato, rivisto, reinterpretato, vegano, non vegano, ma il tiramisù è uno solo e quello è come dice Panata, ma cosa ha voluto fare il tiramisù? Quello è il buon del tiramisù. Prego Marco, cos'è che resiste? Il tiramisù che resiste? Esatto, il tiramisù che resiste è sempre il tiramisù classico ed è sempre il tiramisù fatto con i 6 ingredienti tipici del trevigiano. Come a me piace sempre dire, il nome è quello, poi noi vogliamo farci tutte quante le variazioni che vogliamo, dobbiamo però chiamarlo qualcos'altro. Io non posso comprare una Ferrari, metterci su il motore di un trattore e dire è una Ferrari, no, è qualcos'altro. Quindi se noi facciamo il tiramisù al mango, chiamiamola cheesecake al mango, chiamiamolo qualcos'altro. Io sono di questa idea qua, cioè ogni cosa ha il suo nome, deve essere definita per quello. Il nostro compito, più che
come dire, difenderlo più che ergerci a protettori del tiramisù, è riuscire a farlo sempre bene e riuscire a far arrivare questo ottimo prodotto a tutti quanti, turisti, anche a noi, perché tante persone anche di Treviso magari lo fanno come l'hanno sentito, come hanno letto, quindi ci aggiungono ingredienti che non c'entrano niente, come la panna ad esempio. Nel tiramisù di Treviso non ci va neanche l'albume, quindi bisogna sapere quali sono gli ingredienti, quindi i 6 ingredienti: il tuorlo, i savoiardi, lo zucchero, il mascarpone, il cacao e il caffè amaro, e questo è il tiramisù classico di Treviso. Poi, ma io ci aggiungo il marsala, io ci aggiungo il liquore, va bene, nessun problema. Il tiramisù di Treviso nasce per tutti quanti, quindi nasce non alcolico, così anche i bambini possono assaggiarlo, ma io ci aggiungo anche l'albume. Attenzione che l'albume crudo poi può dare problemi, quindi non è proprio il massimo mangiare l'albume crudo. Quindi i 6 ingredienti sono questi. Io sono per la, come dire, tradizione, non uno stato di pulizia del difensore. È partita la connessione, vediamo se la riprendiamo con Marco Pesce. Fabio Mariuzzo, cuochi, trovare cuochi, l'importanza di avere, prima sentivamo, siamo andati anche a Montegrotto, molti ristoranti, alberghi hanno chiuso proprio per il personale, la carenza di personale. Com'è la storia? Adesso poi con la stagione estiva, sia al mare che in montagna che al lago? Diciamo che è un lavoro sempre ambito, diciamo, quello del cuoco, quello del cameriere, perché c'è sempre, diciamo, anche nelle scuole c'è una grande partecipazione di allievi, eccetera. Però il problema è che nel percorso formativo, ma poi anche nel percorso lavorativo della vita, ci si scontra un po' con le difficoltà che ha questo lavoro, gli orari che ha e le giornate lavorative, che generalmente si basa su 5 giorni e mezzo alla settimana, e di conseguenza c'è sempre il sabato e la domenica che si lavora, e i turni di riposo molto spesso o coincidono con il giorno di chiusura del ristorante o coincidono con dei turni che ci si dà all'interno dello staff del ristorante. Questo comporta che uno ha una vita molto diversa dalla vita comune, e molto spesso quando poi si cresce, diciamo, da allievi della scuola, si comincia a, terminata la scuola, a lavorare, a essere inseriti nel mondo del lavoro, e molto spesso si trova una compagna, la famosa amorosa, il moroso e tutto quanto, che agli orari magari di un lavoro più classico ci si scontra con che io devo sempre lavorare il sabato e la domenica, non ci sono mai nelle feste organizzate, faccio più fatica, e questo porta sì che molte persone escono dal percorso formativo, dalle cucine, dalle sale di ristoranti, dei camerieri, per fare altri lavori che sono un po' nel normale fascia oraria di classici lavori. Purtroppo è un eterno discorso, sempre esistito questa problematica degli orari di lavoro della cucina, della sala. Negli anni si sta cercando di coinvolgere anche i ristoratori, gli albergatori, a vedere se si riuscirà in un tempo a creare una doppia squadra di cucina, del personale con degli orari diversi, in modo da creare degli staff che possano essere più, interagire tra di loro e dedicare del tempo più a una vita classica. Logicamente è un percorso molto difficile, perché sappiamo che il costo del personale all'interno delle strutture ristorative alberghiere è quello che incide maggiormente, quindi andare a inserire altro personale per permettere turni di riposo, per avere 2 squadre di lavoro, diventa molto impegnativo e molto lucrativo per il ristoratore, per l'imprenditore che deve gestire il tutto. È un percorso, diciamo, appunto, con anche la Federazione Cuochi stiamo lavorando con il governo per riuscire a vedere di trovare delle scappatoie, delle forme legislative che permettano a chi appunto deve creare una doppia squadra di lavoro per poter gestire un ristorante, un albergo, abbia dei vantaggi fiscali, in modo da riuscire a poter perché inquadrare. Questo è un aiuto e un supporto. Sicuramente potrebbe essere un grande incentivo per chi esce da questo mondo, diciamo, del lavoro dell'hotellerie,
per fare la classica scelta di un lavoro più tradizionale, perché non va d'accordo con gli orari che ha la cucina, che ha la sala e il ristorante. Questo sarà un problema, diciamo, che durerà ancora per molti anni, non sarà facile risolverlo da oggi a domani. Sentiamo Marco Pesce che si è ricollegato con noi. È finita la scuola, com'è andata? Perché io sono dell'idea, Marco, abbiamo poco tempo ma cerchiamo di rispondere a questa mia domanda. I ragazzi bisogna intrigarli sì, ma bisogna avere anche la passione, perché se non hai la passione è inutile continuare, come in tutti i lavori. Quanto importante è la passione per riuscire poi a capire quale sarà il tuo percorso e com'è andato l'anno scolastico? Prego, veloce Marco. Certo, allora si inizia sempre con la passione, ma la passione non è la chiave. La chiave è poi trovare, come si diceva adesso, un ambiente di lavoro bello, sano, che ti permette di coltivare non solo il lavoro, perché oggi la ricezione del mondo del lavoro da parte dei giovani è cambiata. Questo è un dato di fatto. Io non sto qua a giudicare, come dire, adesso la dico proprio brutale, mio papà ha sempre lavorato mattina, mezzogiorno e sera. Oggi non è più possibile chiedere questo. Oggi c'è anche un bisogno di socialità e di valorizzare se stessi. Quindi non dico che cambierà il mondo del lavoro, anche se alcune aziende, come diceva prima Fabio, stanno rivalutando gli orari, stanno gestendo in modo diverso tutte quante anche il servizio. C'è chi fa un servizio unico, c'è chi dà orari diversi al personale, appunto perché ci sono nuovi bisogni, nuove esigenze anche dei lavoratori. E giustamente, cioè, perché no? Non è che il mondo si è sempre evoluto e sempre in meglio. L'anno scolastico è andato bene. Io non sono uno di quelli che dice i giovani non vogliono fare niente, i giovani sono tutti casinisti. Naturalmente le classi sono fortunatamente variopinte. Ecco, noi abbiamo la grande fortuna in Italia di usare le classi miste, o in altri paesi esistono le classi di serie B, quindi tutti quanti i casinisti vengono messi nelle classi di serie B. No, questo è sbagliatissimo, cioè succede che la classe di serie B peggiorerà sempre di più, quindi di quei 10-15 ragazzi saranno irrecuperabili, mentre con le classi miste si riescono a recuperare anche i ragazzi che magari sembrava fossero persi. Sono d'accordo. Quindi l'anno scolastico è andato molto molto bene, siamo riusciti naturalmente con anche delle difficoltà, perché ci sta insomma che l'adolescente medio è un po' come dire, individualista, ma chi non lo è stato, dai. E quindi il nostro lavoro è anche appassionarli non solo al mondo del lavoro, ma anche al mondo della criticità mentale. Quindi naturalmente quanti di questi ragazzi poi faranno i cuochi, i camerieri, ma tra virgolette noi non formiamo solo cuochi camerieri, la scuola, l'alberghiera non forma solo cuochi camerieri, forma anche futuri cittadini, forma anche persone che anche se faranno i magazzinieri dovranno avere una mente critica, aperta, lucida per affrontare le varie sfide. Quindi su questo diciamo che noi siamo impegnati e abbiamo raggiunto buoni risultati, tant'è che tanti nostri ex alunni, anche se poi hanno cambiato lavoro o quant'altro, e sulla crisi del mondo del lavoro, dei lavori professionali, poi si può aprire un tema importante. Tanti dei nostri ex alunni tornano da noi magari quando hanno fatto su famiglia oppure dopo qualche anno e ci ringraziano. Anche a me che insegno scienze dell'alimentazione, magari vanno a fare i magazzinieri e dice che bello, mi ricordo le sue lezioni. Ricordo rimane ricordo, però Marco, io mi ricordo che ho intervistato anche i tuoi ragazzi quando venivi alle manifestazioni, ti ringrazio anche per la solidarietà come Fabio Mariuzzo che dimostrate sempre nei confronti dei Veneti Schiacciati della crisi della mia associazione, che quando chiedevo ma ti piace più fare un arrosto o un dolce? Dolci. È cambiato un po', sentiamo anche Fabio Mariuzzo, sì. Perché più che l'arrosto oppure un buon sugo, un buon ragù, tutti andavano verso i dolci. Hanno una cultura diversa di quella che era una volta, che si parlava più appunto dell'arrosto, del ragù, del sugo, del pesce. Prego.
Beh, diciamo che abbiamo visto anche noi quest'estate, dove lavoro attualmente, abbiamo avuto più stagisti appunto che appassionati di pasticceria che appassionati di cucina. Probabilmente noi ci siamo appoggiati anche delle scuole appunto che avevano più una predisposizione verso la pasticceria, però sì, c'è una certa attenzione verso la pasticceria, sia dal punto di vista che la pasticceria si presenta come un lavoro un po' più fino, un po' più delicato, un po' più preciso, perché mentre nella cucina, diciamo, nella cottura dell'arrosto c'è sempre un po' più di manualità e di capacità interpretativa del cuoco che dice ma lo cucino un po' di più, aggiungo un po' più di sale, aggiungo un po' più di vino e lascia un po' di spazio all'interpretazione. Nella pasticceria è tutto molto più schematico e molto più preciso, quindi fare il tiramisù si rispetta sempre la stessa ricetta. Se vogliamo fare il pan di Spagna, vogliamo essere sicuri che il pan di Spagna venga fuori bene, non posso dire ma aggiungo 2 uova o aggiungo un cucchiaio di zucchero, perché sicuramente verrà fuori una massa completamente diversa dalla sofficità che volevamo ottenere. Quindi è un lavoro di preciso, dove si va a pesare tutto quanto, si vanno a rispettare delle regole, e quindi logicamente sembra anche un lavoro più facile da imparare ai primi periodi e che dà anche grande soddisfazione e grande gioia, perché poi quando sai presentare un bel tiramisù in qualsiasi posto dove vai, o il tiramisù scusate, o un qualsiasi dolce dove vai, ti presenti sempre bene, fai sempre la tua bella figura. Logicamente se arrivi con una lasagna fai sempre bella figura, ma non è mai la gioia che regala un dolce, un qualcosa di... Poi sulla lasagna la decorazione è limitata, su un dolce uno può sbizzarrirsi a creare un sacco di fantasie, di creatività, di dolci. Adesso fate delle monoporzioni che veramente uno rimane estasiato nel vedere cosa riuscite a fare su un piccolo centimetro, 2 centimetri, cosa mettete dentro, veramente siete degli artisti veri e propri. Marco, un saluto. Beh, grazie mille e grazie anche a Fabio. Mirella, noi siamo qua perché, come dire, il cibo è buono in tutti i sensi, quindi è bene che attraverso il cibo si portino anche valori, cultura, solidarietà, benessere. Io insegno tutta la parte salutistica dell'alimentazione, anche se poi faccio il tiramisù, ma ecco, volevo aggiungere una piccola cosa. Ecco, attenzione a parlare di cibo e enumerarlo, cioè il cibo è anche volersi bene, quindi non dobbiamo proprio star lì sempre a dire ma ti allarghi adesso, ti allarghi, andiamo. Quindi, sei innamorato, dai, Marco Pesce è innamorato, si sente, Marco Pesce si è innamorato. Io devo ringraziare tanto Marco Pesce, ringrazio anche Fabio Mariuzzi, state con noi. Ecco, abbiamo cambiato completamente genere e chiudiamo adesso con la proposta della ricetta di Mirella. Broccoli affogati. I broccoli sono ortaggi della famiglia delle crucifere dal sapore caratteristico. Se ne mangia parte dello stelo e le infiorescenze non ancora mature. I broccoli sono da consumarsi previa cottura, preferibilmente a vapore, per mantenere inalterate le proprietà nutritive. Ingredienti per 4 persone. 800 g di broccoli verdi, 100 g di pecorino fresco, una cipolla, un ciuffo di prezzemolo, 4 acciughe sotto sale, mezzo bicchiere di vino bianco, olio extravergine di oliva, sale, pepe. Mondate i broccoli, eliminate le parti più dure e riduceteli a cimette. Affettate sottilmente il pecorino. Tritate finemente la cipolla con il prezzemolo e le acciughe, precedentemente dissalate.
disponete di olio una padella. Distribuite sul fondo una cucchiaiata di trito e qualche fettina di pecorino. Quindi disponetevi i broccoli. Completando con uno strato di formaggio e un poco di trito, sale, pepe e un filo di olio. Portate su fuoco dolcissimo con coperchio e lasciate cuocere per 10 minuti. Quindi bagnate con il vino. Lasciate evaporare e portate a cottura. Occorreranno circa 30 minuti. Poi servite e buon appetito!